Buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Come sempre in primo piano quelli che sono gli aggiornamenti relativi all'andamento dell'epidemia e quelli che sono stati soprattutto in questo lunedì che segue il primo fine settimana di controlli dopo l'apertura dei locali, perché l'abbiamo visto, insomma, la massima preoccupazione che c'è in queste ore è proprio quella legata alla movida. Episodi di movida selvaggia si sono visti purtroppo in molte piazze del nostro paese, anche del nostro Veneto, in particolare a Verona. Il caso della movida in piazza Erbe ha fatto un po' il giro d'Italia, con la rabbia anche del sindaco Sboarina, e proprio in queste ore dal Ministero, dal Viminale è stato annunciato un giro di vite appunto per quanto riguarda proprio la movida, per quanto riguarda i controlli relativi agli assembramenti, un punto sul quale la Regione sta battendo molto, molto forte. C'è stato uno spot, adesso tra poco lo vedremo. E ha insistito molto su questo anche il presidente della regione Luca Zaia, proprio perché lo sappiamo, in questo momento ora la palla, diciamo, dagli ospedali è passata alla responsabilità dei cittadini, e quindi c'è la preoccupazione che comportamenti irresponsabili possano portare ad un riaccendersi di focolai anche nei nostri territori. Sentiamo quindi subito le parole del presidente Zaia. Naturalmente sono molti gli argomenti anche economici, quelli sui quali torneremo nella giornata di oggi con i prossimi collegamenti Skype, in particolare con la notizia che sicuramente è destinata a cambiare la storia dello sport mondiale, o sicuramente se non altro quella del calendario sportivo, ovvero la decisione di richiedere lo spostamento dei mondiali di sci di Cortina. Allora sentiamo intanto subito le parole del presidente Zaia. Noi abbiamo un giro di boa che ci siamo dati alla volta di giovedì, quindi 10 giorni per vedere se si muovono i ricoveri, se questo non rispetto delle regole che c'è stato, che è evidente da parte di alcuni, si traduce poi in una nuova infezione. Le conseguenze degli spritz selvaggi e di comportamenti scorretti da Padova a Verona si capiranno solo a metà settimana. Per il momento si spera e si guarda l'indice del contagio, ma è così basso. Siamo preoccupati, questo è ovvio. Siamo davanti però a un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il 2 per 1000. Se pensate oggi, se volessimo paragonare i tamponi fatti, che sono 11.000, quasi 12.000, con i positivi che sono 12, capite che siamo sotto l'1 per 1000. Per cui sono dati assolutamente che vanno verso situazioni di tranquillità. Insomma, l'andamento del contagio infonde fiducia, quella fiducia che serve a procedere con le ultime aperture, non ricomprese nell'ultima ordinanza. Una conferenza Stato-Regioni è già in programma nelle prossime ore. Spero domani di chiudere tutta la partita delle terme, e poi andiamo verso il tema dei cinema, il tema delle discoteche, delle grandi aggregazioni, insomma, di quello che manca ancora all'appello. Certo, l'ipotesi di un nuovo lockdown continua a pendere come una spada di Damocle. Finché sarà gestibile, il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose, stile marzo, aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 400-500 persone in terapia intensiva e 2000 ricoverati, va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni. Perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai. Resta poi la polemica tutt'altro che sopita tra big della sanità regionale, con lo scambio di accuse reciproche tra il microbiologo Andrea Crisanti e la dirigente del Dipartimento Prevenzione Francesca Russo, con il primo che ha denunciato anche oggi attraverso il Fatto Quotidiano l'inesistenza di un piano regionale dei tamponi a inizio emergenza, parlando di bugie a fini politici. Tra i due litiganti Zaia non prende posizione ma rivendica il lavoro di squadra. Io di certo mi sono ritagliato il ruolo di pacere rispetto a questo. Dico che abbiamo in scuderia dei cavalli di razza, e siccome non sono dei ronzini, il cavallo di razza è sempre difficile da montare, è sempre impegnativo, ogni tanto scalcia, morsica, sgroppa,
Però insomma io penso che ne abbiamo messi e ne ho messi tanti in fila. C'è una squadra dietro, perché non vorrei che il tutto fosse ridotto al fatto che si comunica che ci sono solo 2 persone in Veneto che sono occupate della sanità, la dottoressa Russo e il professor Crisanti. Fanno parte di una squadra. Ci siamo anche noi. E nel punto stampa Zaia ha mostrato in anteprima lo spot della regione contro la movida selvaggia, preannunciato nei giorni scorsi e rivolto prevalentemente ai giovani. È un target ovviamente mirato per tutto quello che sono poi diciamo, la fascia che in questo momento è più a rischio. E quindi alla fine si finisce con questa domanda happy hour, cioè ora felice. Non è un'ora felice, perché se poi finisce così non è un'ora felice l'happy hour. Eccoci, allora avete sentito le parole del Presidente della Regione Zaia per quanto riguarda appunto soprattutto le preoccupazioni per quello che è la movida, ma naturalmente in questo momento ci sono anche grosse preoccupazioni che riguardano soprattutto la tenuta economica del nostro sistema, con tutte le ripercussioni naturalmente che questo comporta. Allora abbiamo in collegamento Skype Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Non lo vedo nel monitor. No, vabbè, allora vediamo lo spot realizzato dalla Regione per quanto riguarda la movida, poi ci colleghiamo con Mario Pozza e anche con il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Basta poco, qualche centimetro in meno, una svista. Una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Ecco, allora questo è lo spot della Regione per contrastare naturalmente il diffondersi dell'epidemia di coronavirus in relazione soprattutto alle scene di movida che abbiamo visto in questi giorni dopo l'apertura dei locali pubblici. Allora vedo che ora l'abbiamo in collegamento il Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, nonché di Union Camere Veneto. Buongiorno Pozza, grazie per essere qui con noi. Vedo anche che si è collegato ora il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, perché insomma è notizia fresca proprio di queste ore quella della richiesta da parte di Flavio Roda, appunto della federazione, presidente della federazione, di spostare i mondiali di sci del 2021. Una notizia forse che ha preso tutti un po' in contropiede, nel senso che insomma, se non ce la si fa per l'inverno del 2021 ma si rinvia addirittura di un anno al 2022, possiamo ipotizzare insomma uno scenario veramente estremamente difficile per i prossimi 2 anni. Pozza, che ripercussioni potrà avere questa decisione sull'economia di questi territori? Ma dal mio punto di vista penso sia saggio, perché non sappiamo come sarà l'autunno. L'autunno è a ridosso dei campionati mondiali e di conseguenza magari preparare di tutto con forti investimenti e poi ti trovi ad annullare tutto. E quindi a questo punto sono state rinviate le Olimpiadi, sono state rinviate tante manifestazioni sportive importanti e val bene ormai saltare un anno e riprenderlo l'anno prossimo. Quindi avremo anche modo probabilmente di prepararci ancora meglio per essere più accoglienti, dare più sicurezza agli sportivi, ai turisti che verranno a vederli, agli spettatori, e questo a mio avviso è una soluzione, come dicevo prima, che credo sia positiva, ecco. Quindi insomma non è proprio una brutta notizia in questo clima di incertezza. Ghedina. Sì, direi che questa è una proposta, una richiesta che verrà formalizzata oggi alla Federazione Internazionale, a cui stiamo lavorando già da diverse settimane. Quindi mi ero sentito ovviamente ieri, ma anche quest'oggi con Giovanni Malagò, con Flavio Roda,
e devo dire che l'augurio è che questa richiesta venga accettata per riuscire ad offrire un evento internazionale con la massima sicurezza, anche perché ovviamente non stiamo parlando di un evento italiano dove probabilmente, io mi auguro, in Italia, insomma, per il prossimo anno, per il prossimo inverno saremo in una situazione di sicurezza, ma essendo un evento internazionale dove ci saranno pubblico e atleti che arriveranno dalla Cina piuttosto che dal Giappone, il nostro intento è quello di offrire un evento, insomma, che abbia tutte le caratteristiche di sicurezza e anche di coinvolgimento del pubblico, e un evento, insomma, sportivo, anche di festa a 360 gradi. Ecco, ci sono già tutta una serie di investimenti economici che erano stati fatti che a questo punto, diciamo, rischiano di essere vanificati, Pozza? No, vanificati no, assolutamente. Vanificati nell'immediato, insomma, nell'immediato, sì, ovviamente. Ovviamente se si potesse fare subito sarebbe meglio, perché l'indotto turistico avrebbe, cioè, l'evento non si chiude o si completa in quel mese lì, c'è tutta una preparazione che ovviamente porta gente, porta tanto lavoro e porta economia che si muove, ristorazione, alberghi, e tutto è positivo, ovviamente. Però, come diceva il sindaco, noi vogliamo offrire le condizioni migliori. Perché io uso questo termine noi? Perché proprio questa mattina, poco fa, mi sono sentito col presidente Padrin. Noi venerdì mattina avremo la giunta a Belluno della Camera di Commercio, e poi ci sarà questo incontro con il presidente, perché abbiamo diversi argomenti da affrontare e da sviluppare, che già abbiamo iniziato, ad esempio il futuro delle fiere, se fare le manifestazioni, come farla. Quindi c'è tanta carne al fuoco da parte delle istituzioni, di chi ha una competenza, di chi ha un ruolo, proprio per far ripartire la nostra economia. Il turismo è una voce importantissima, pari al manifatturiero, perché incide nel 50% nel territorio nostro veneto. Quindi, da presidente Unioncamere dico, abbiamo un manifatturiero importante, ma abbiamo un turismo che è importantissimo. Le nostre montagne, i nostri laghi, le nostre città d'arte, il mare sono uno strumento direi importantissimo, e una leva economica che porta tantissimi soldi in Veneto, porta miliardi e miliardi di euro. Perciò avremo anche modo, come ho detto, di mettere ancora più in sicurezza le nostre strade, le nostre strutture alberghiere. Si sta lavorando un progetto anche di certificazione da parte degli alberghi, per catturare proprio quella fascia di clientela che ci tiene, andare in un centro dove ci siano l'ambiente tutelato, dove c'è l'energia pulita. Cioè si va verso un nuovo turismo, che il nuovo turismo vuole anche delle garanzie di sostenibilità, che è compatibile con quella è stata anche l'aggiudicazione delle Olimpiadi di Cortina, la sostenibilità dell'ambiente, non infrastrutture che vanno a danneggiare queste nostre bellissime montagne che sono patrimonio dell'UNESCO. Certo, sicuramente. In questo senso, Sindaco, quali sono le proiezioni che voi avete sulla stagione estiva che sta per cominciare? In molti dicono che comunque sarà l'estate della montagna, nel senso che gli spazi ampi, i distanziamenti sociali che ovviamente la montagna offre in più rispetto al mare, potrebbero essere anche quel valore aggiunto che spinge i turisti che spingerà i turisti a frequentare la montagna. Sì, sicuramente sarà l'estate della montagna. Ritengo che abbiamo sicuramente qualche carta in più da giocare rispetto al mare o rispetto al lago. L'abbiamo assistito anche in questo weekend, molte sono state le persone da tutto il Veneto che sono venute il sabato e la domenica a passare qualche giornata tra i nostri boschi, tra i nostri prati. Effettivamente la montagna dà la sensazione, che non è solo una sensazione di maggiore sicurezza, e da questo punto di vista noi abbiamo riprogrammato la stagione estiva e sono convinto che riusciremo ad offrire una stagione veramente importante. Probabilmente saranno gli alberghi che soffriranno un po' di più, ma per quanto riguarda gli appartamenti, che ricordo Cortina danno solo gli appartamenti circa 25.000 presenze, saranno il fattore, insomma, che farà riempire probabilmente la nostra cittadina. Una riprogrammazione che guarda soprattutto agli eventi all'aria aperta. Ci sarà molta voglia di passeggiate, dei picnic, di tutte quelle attività, insomma, che in qualche modo si inseriscono nel nostro ambiente, e devo dire che da questo punto di vista gli imprenditori di Cortina si stanno muovendo molto bene,
dopo una prima fase ovviamente dove eravamo tutti più preoccupati, devo dire che insomma si sta affrontando al meglio questa situazione, e ritengo che a settembre-ottobre potremo dire insomma che poi la stagione non è andata così male come probabilmente qualche settimana fa insomma pensavamo, le preoccupazioni erano sicuramente maggiori. Quindi sicuramente siamo abbastanza fiduciosi. Ecco Sindaco, una domanda al volo. La questione degli impianti di risalita è stata in qualche maniera risolta, nel senso che c'era stata molta preoccupazione anche su questo. Ricordiamo insomma prima del lockdown le RS per salire in funivia i primi di marzo, che furono anche causa di contagi insomma esplosi nell'area montana. È stato risolto in qualche maniera il problema? Ma diciamo che il problema vero è stato soprattutto, secondo me, una cattiva informazione e una percezione probabilmente non corretta di quello che ci stava capitando. Quindi noi siamo passati, ricordo, all'8 di marzo a Cortina c'erano 40-45 mila persone, si parlava ancora di una piccola influenza, e nel giro di qualche giornata, di qualche settimana ci siamo trovati a vivere assolutamente in un incubo. Quindi anche le persone e anche tutto sommato i nostri imprenditori non erano preparati a quello che ci sarebbe accaduto. Detto questo, abbiamo assistito, devo dire, a dei comportamenti assolutamente molto virtuosi, un senso civico molto presente sia nei miei concittadini ma anche nei turisti che poi nel periodo che si erano fermati qui prima dell'8 marzo nelle seconde case, e devo dire che tutto sommato la situazione si è normalizzata. Per quanto riguarda l'estate, ovviamente ci saranno dei protocolli a cui attenersi. Ritengo, insomma, ho visto anche questo weekend, certamente le persone almeno qui a Cortina sono consapevoli dei rischi e delle problematiche che abbiamo affrontato, e ritengo che insomma con le dovute accortezze insomma saremo in grado di superare questa fase. Insomma, ormai la luce in fondo al tunnel la vediamo, insomma le prospettive sono buone, e quindi ripeto, la fiducia c'è. È quello che speriamo tutti quanti. Allora, restate con noi un attimo solo, ci chiede la linea da Marghera il collega Filippo Fois, presso la sede della Protezione Civile del Veneto, dove c'è l'unità di crisi ormai da 3 mesi attiva H24. Filippo, buongiorno, che novità ci sono? Sì, buongiorno Marta. Dunque oggi dovrebbero esserci la novità principale che è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di ieri, riguarda le case di riposo, perché come sapete si tratta tra l'altro di un argomento che è profondamente sentito. Oramai questa crisi continua, prosegue da 3 mesi, le case di riposo si sono dimostrate uno dei possibili talloni d'Achille nel contagio del coronavirus. Ebbene oggi dall'assessore alla sanità Lanzarin e dal presidente della regione Zaia dovrebbero arrivare le linee guida per poter permettere finalmente ai parenti degli ospiti di queste strutture di poter andare a visitare i loro cari. Come detto è un argomento molto sentito, per cui c'è una certa attesa. Dovrebbero esserci a brevissimo delle novità in questo senso. Per quello poi che riguarda più in generale uno sguardo alla crisi provocata dall'emergenza sanitaria, dobbiamo rilevare che anche qui a Venezia, come un po' in tutto il Veneto, c'è stato un fine settimana molto movimentato. La città era piena di visitatori, così come la costa, per cui c'è un'intera regione che si sta mettendo in moto, e da questo punto di vista è stata fissata una data che è quella di giovedì, nel corso della quale si farà il punto della situazione, cioè come la riapertura progressiva di tutte le attività e della movimentazione anche delle persone abbia influito nel caso nel contagio da coronavirus. Il presidente Zaia ha annunciato che giovedì insomma si faranno un po' i conti, il punto della situazione. Se dovesse arrivare un aumento dei contagi potrebbero essere presi dei provvedimenti. Chiaramente per ora i dati sono positivi, per cui non dovrebbero esserci novità da questo punto di vista. Bene, grazie allora Filippo, grazie, so che dovete scappare per entrare a prendere il posto, visto che insomma la conferenza stampa è sempre affollata di telecamere. Grazie, allora ci sentiamo più tardi, a te grazie, buon lavoro. Allora ritorniamo con Pozza e Ghedina. Pozza, un focus su quelli che sono i dati. In questi giorni avete avuto anche un confronto con le
nelle altre regioni del nord Italia e i dati che sono emersi relativamente al crollo del PIL in questo primo trimestre del 2019 sono davvero allarmanti. Peraltro poi teniamo presente che comunque gennaio e febbraio erano ancora 2 mesi nei quali l'emergenza non era ancora esplosa nella drammaticità dei 2 mesi successivi. Sì, questo è vero, noi purtroppo affronteremo un'estate molto calda anche sul senso dal punto di vista imprenditoriale, non solo climatico, perché tante aziende che anche hanno tenuto aperto durante il lockdown adesso sono costrette a mettere in cassa integrazione perché non vendono i prodotti o perché hanno perso dei clienti, le commesse quindi sono saltate. Bisogna che assolutamente il governo quanto prima trovi una via per avviare una politica industriale, una politica di sostegno. Quello che si sta facendo in questo momento non serve o serve poco a niente, e quindi bisogna che ci sia da parte dell'istituzione nazionale, noi lo stiamo facendo come sistema economico, ricordo che le Camere di Commercio del Nord in questa fase mettono 120 milioni di euro, tutte risorse a disposizione del credito e al rilancio delle nostre imprese. Tant'è vero che oggi parte per la Camera di Belluno e Treviso un bando che dà un contributo a fondo perduto per il massimo di 4.000 euro per chi ha chiesto un finanziamento che arriva ai 25.000 euro massimo, e quindi saranno soldi che entrano in tasca direttamente alle imprese. Questa è una prima tranche. Quando faremo l'assestamento di bilancio della Camera tra un 15-20 giorni metteremo un altro 1 milione di euro sempre per l'abbattimento dei tassi di interesse che le imprese pagano per aver attinto a questi finanziamenti. Quindi noi stiamo cercando nel nostro piccolo, ovviamente con il taglio del diritto camerale che abbiamo avuto 4 anni fa, per la Camera di Belluno e di Treviso si parla di 13 milioni di entrate in meno, mantenendo gli stessi standard e mantenendo ovviamente le stesse sedi, e che è uno sforzo che stiamo facendo molto molto importante, perché lo riteniamo strategica sostenere questa nostra economia, che è un'economia di piccole e medie imprese, un'economia soprattutto quella di montagna. Vediamo lo spopolamento che la nostra provincia di Belluno sta affrontando, e quindi ci devono essere sicuramente delle azioni da parte nostra, ma che non sono sufficienti solo le nostre. Qui mi appello anche al nostro ministro D'Incà, che più volte ci siamo sentiti, e so che anche con De che sui fondi di confine si sta lavorando per far sì che si possa portare quanto più possibile risorse in queste province. Belluno fortunatamente rispetto alle altre province del Veneto, essendo una provincia di confine, ha più risorse da poter spendere, però abbiamo bisogno della cabalatura che non c'è in Veneto assolutamente. Il governo ha finanziato la chiusura del polo di Bologna, quindi dell'Emilia Romagna, con 50 milioni di euro, a noi zero, quindi una disparità di trattamento c'è. Esclusione delle zone rosse, hanno detto che rimedieranno, io mi auguro che quanto prima si metta rimedio a questa esclusione. Certo, Sindaco, so che deve scappare perché mi diceva il collega che lei ha un altro impegno. Velocemente, quindi, quale messaggio vuole lanciare da Cortina nella giornata in cui appunto si è diffusa questa notizia dello stop ai mondiali di Cortina che verranno rinviati al 2022? Sì, innanzitutto che non è uno stop, ma è solamente rimandare per riuscire ad offrire un mondiale migliore con tutte le garanzie di sicurezza. Ovviamente su questo avremo poi la risposta nella giornata di oggi. Cortina ha puntato da molto tempo ormai sui grandi eventi, quindi i mondiali di sci, ma anche le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Noi crediamo che sia un'opportunità non solamente per la nostra località, ma per tutto il territorio veneto e ovviamente nazionale. È anche l'occasione per mettere e sistemare tutta una serie di infrastrutture che il nostro territorio da tempo necessita. Dall'altra parte, dopo questo periodo di pandemia di grande difficoltà, devo dire che c'è sicuramente una maggiore voglia di crescita. Assisto all'interno del mio territorio ad una ripresa importante per quanto riguarda le lavorazioni, la sistemazione dei grandi alberghi, ad una voglia assolutamente di montagna e di cortina, quindi questo ci fa ben sperare in un futuro.
quindi dopo quello che io ho definito una sorta di pit stop, noi eravamo lanciati a 300 all'ora con tutta una serie di importanti eventi, ci siamo fermati, abbiamo fatto una riflessione, ci siamo riorganizzati per l'estate, però ripeto, io sono convinto che Cortina in particolare, ma la montagna in generale, sia assolutamente vincente, quindi aspettiamo per questa estate e poi successivamente per la prossima stagione invernale tutti i turisti nazionali ovviamente e di prossimità probabilmente per questa estate, ma poi per avere ovviamente un rilancio a livello internazionale con la stagione invernale prossima. Bene, grazie mille Sindaco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro anche a lei. Pozza, saluti ancora. Pozza, torniamo su una tematica più trevigiana questa volta, perché insomma è notizia di oggi relativamente alla sede della Camera di Commercio, della chiusura insomma della ormai annosa questione del trasferimento della Camera di Commercio alla Piani. Resterete in Piazza Borsa? Beh sì, ormai era da parecchi mesi che sappiamo che non ci spostiamo più, quando la Fondazione ha detto di no. Il giornale l'ha ripresa oggi, ma ormai sono tutte notizie già vecchie. Il Consiglio camerale è stato informato nella penultima seduta dell'evoluzione della trattativa, della risposta della Fondazione, nonostante la nostra disponibilità nel voler chiudere, però per loro la disponibilità l'offerta che noi avevamo fatto non era congrua. Noi ci siamo attenuti alla valutazione che il Ministero ci ha dato e quindi non potevamo fare un'offerta maggiore, di conseguenza non si è potuto chiudere questa partita aperta da oltre 10 anni. Andremo in una ristrutturazione del palazzo. Con il Comune abbiamo già avviato un tavolo per poter non solo affrontare la ristrutturazione del palazzo, ma tutta quell'area che va dai giardini di Sant'Andrea, via Fiumicelli e la piazza. Quindi sarà una riqualificazione insomma un po' di tutto quello che è il quadrante che ruota attorno a Piazza Borsa, non solo l'edificio. Può darci già qualche anticipazione di quello che almeno vi piacerebbe insomma che diventasse questa zona di Treviso? Che non diventasse più un ricettacolo di sbandati o del malaffare. Lo abbiamo visto più volte e anche voi ne avete dato notizia. Il palazzo è un palazzo ovviamente di fine della ricostruzione, però c'è la parte ad esempio verso via Fiumicelli, che è sempre di proprietà della Camera, che c'è un palazzo storico con dei dipinti, con degli affreschi molto belli, che deve essere rivalutato, ed è una zona bellissima, direi bella quanto i Buranelli e lo scorcio di Santa Margherita con quei giardini. Quindi una valorizzazione. Noi non avremo più bisogno di questi spazi come adesso, che sono così perché con le nuove metodologie di lavoro, lo smart working ne è stata l'esperienza in questi periodi, e quindi ci sarà un contenimento degli spazi da parte della Camera. Una parte probabilmente andrà al commercio in sostanza, e quindi una riqualificazione, perché la Piazza Borsa è lo snodo, direi, della città. Da lì puoi entrare in Calmaggiore e andare alla Loggia dei Cavalieri e poi come uscirne andare verso il quartiere latino, ed è l'afflusso di gente che è più importante della nostra città. Quindi una rivalutazione anche dal punto di vista commerciale ci può stare nei piani bassi, nei piani a livello di terra. Quindi nel piano terra potrebbe essere insomma occupato da nuovi negozi sostanzialmente. Sì, esattamente, da nuovi negozi per rendere. Noi vediamo la città, quando chiude il negozio la città muore, la via muore, no? E da quando è stato chiuso il bar Borsa vediamo che la Piazza Borsa non è più quella di prima, quindi è bene ridare vita anche con l'aspetto commerciale, altrimenti cosa succede? Che vanno tutti nei centri commerciali, che sono centri commerciali che a volte sono in cartongesso e sono la copia delle nostre realtà. Senza fare pubblicità basta andare non poco lontano da Treviso e vediamo tutti i campi e campielli, ma sono in cartongesso. Qui abbiamo la città viva con tutti i suoi, una città, poi è una delle città più belle perché affrescata così ce ne sono pochissime, nonostante i danni della guerra.
e quindi valorizzare e riscoprire la nostra Treviso. Ecco, Pozza, quindi lei vede comunque anche un futuro e uno spazio, una possibilità di spazi per nuovi negozi a Treviso, anche dopo tutto quello che è successo in questi mesi. C'è grandissima apprensione tra le categorie commerciali che dicono appunto che entro la fine dell'anno decine di negozi saranno costretti a chiudere per difficoltà economiche. Ci sarà spazio ancora per nuovi negozi, secondo lei, quindi? Ma lo spazio c'è, perché non tutto si può vendere, cioè, il rapporto umano c'è e conta ancora. Indubbiamente adesso ci sono delle regole dettate dal Covid e quindi delle regole di sicurezza che rendono difficile la gestione in ambienti storici di attività commerciali, quando tu hai affitto, quando hai plateatici da pagare, perché adesso non li faranno pagare. Però la potenzialità e la gestione di un'azienda è data anche dal numero delle persone che la possono frequentare, perché un cuoco, un pizzaiolo deve avere una sua produttività. Un conto è far da mangiare per 10 persone, un conto è farne mangiare per 40, e quindi il costo è assai diverso. Certo. Sono questi gli elementi che indubbiamente mettono in crisi il commercio, mettono in crisi il ristoratore, cioè i numeri contenuti che uno può avere all'interno del proprio ambiente. Abbiamo tante osterie che hanno qualche metro quadro e non di più, e adesso è incompatibile la gestione con ovviamente la economicità di gestire un'impresa. Sono problemi che l'imprenditore li affronta, perché alla sera devono ritornare i conti, altrimenti fallisce. Per questo che tanti diranno: non so se chiuderò, cioè se riaprirò oppure no, oppure vedrò tra qualche mese, perché abbiamo poi in città anche un problema, che gli affitti sono affitti, insomma, che hanno un certo costo, perché sono in ambienti in locali storici, perché qualcuno ovviamente, se è una strada molto frequentata, li fa pagare molto di più rispetto che la periferia. Però la vita commerciale di una città non muore assolutamente. L'e-commerce è un ulteriore strumento, però come dicevo prima, il rapporto umano, la bellezza di camminare in un centro storico, di fare una passeggiata, è tutt'altra cosa che farla via internet. Pozza, ancora molto brevemente, proprio un flash sull'aeroporto di Treviso. Lo scalo ora è chiuso e non si sa nemmeno quando riaprirà o comunque quando potrà tornare comunque a dei numeri importanti, così come quelli che c'erano prima del lockdown. Ha ammesso appunto che sa e decide anche di continuare ad investire sullo scalo di Treviso, alla luce insomma della situazione di grandissima difficoltà nella quale si trovano gli aeroporti del nostro paese. Ma anche questa mattina vedo che c'è un articolo da parte di un comitato contro l'aeroporto. Allora, quando ci comoda l'aeroporto serve, quando non ci comoda lo vogliamo lontano. Per Treviso è strategico, non è l'unico aeroporto alla periferia di una città, c'è in tantissime parti del mondo, addirittura in centro città. E quindi bisogna che ovviamente ci siano delle garanzie sui rumori e dei provvedimenti che devono essere presi. Però io credo che l'investimento sull'aeroporto, come ha detto il Presidente Marchi, in questo momento non sia possibile, perché ovviamente ti trovi con voli azzerati e prima di ritornare a una normalità non sappiamo quando arriverà. Dall'altra parte siamo molto vicini a Venezia e probabilmente prima si completerà lo sfruttamento, tra virgolette, dell'aeroporto di Venezia e poi si andrà a Treviso. Noi abbiamo perso un'occasione qualche anno fa, a quest'ora gli investimenti potevano essere fatti, purtroppo l'Italia dei comitati, questi comitati della crescita felice sono quelli che portano a cosa? Anche a queste conseguenze. L'aeroporto vuol dire occupazione, vuol dire commercio, vuol dire anche sviluppo, e non dobbiamo dimenticarci che noi esportiamo il 50% della nostra produzione, e può darsi che il futuro anche di questo aeroporto non sia solo di tipo sia anche di tipo commerciale, non solo per turisti che vanno e vengono, ma bensì che possa avere una parte commerciale, visto che sta prendendo molto piede, come dicevo prima, l'e-commerce, e di conseguenza, che era un po' anche l'origine, mi sembra, di questo aeroporto. C'era una grande azienda americana che aveva la sua base a Treviso. Può darsi che lo sviluppo possa essere anche quello, in parallelo ai passeggeri.
però cerchiamo di tenerci dentro questo aeroporto e di evitare il più possibile che ogni volta che si parla di aeroporto i comitati si alzino contro lo sviluppo. Lo sviluppo non porta ricchezza, lo sviluppo porta ricchezza, non porta recessione, e c'è bisogno di lavoro, lo stiamo vedendo in questi giorni. La gente per spendere ha bisogno di lavorare e di essere pagata, altrimenti non può spendere, i negozi e le attività muoiono. Bene, grazie mille a Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, per essere stato con noi in questa prima parte della nostra diretta. Grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. C'è spazio per una notizia di cronaca, anzi due, perché purtroppo con la ripresa dell'attività e della mobilità delle persone sono tornati anche sulle nostre strade gli incidenti stradali. Un uomo è morto nella notte a Molino di Monzecane nel Veronese dopo essere uscito di strada con la propria moto ed essersi schiantato contro un guardrail. È un 55enne di Villafranca. E un altro schianto mortale si è verificato a Trebasele, che è il servizio della nostra redazione di Padova. Tragico incidente domenica sera a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe verso le 8:30. Nello scontro tra un'auto e una motocicletta, a perdere la vita una donna veneziana che viaggiava sul sellino posteriore della moto. Anche il conducente della due ruote è rimasto gravemente ferito e ricoverato in gravissime condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del SUAMI 118 e l'elisoccorso. A dare l'allarme l'autista della vettura, che è stato sottoposto alle analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Quindi siamo di nuovo in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di situazione economica in questa fase 2 con Matteo Ribon, segretario della CNR del Veneto. Buongiorno Ribon, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, non so se ha seguito insomma un po' la parte anche precedente della trasmissione, i dati che arrivano per quanto riguarda questo primo trimestre del 2020, peraltro considerando insomma che per quasi 2 mesi di 3 l'emergenza coronavirus non era ancora esplosa nella drammaticità dei mesi successivi, la situazione è estremamente pesante, con un calo del PIL del quasi 9% insomma nel nostro territorio. Ad una settimana diciamo dalla riapertura delle attività, della stragrande maggioranza insomma delle attività economiche del nostro territorio, qual è il primo bilancio che dal vostro osservatorio si può tracciare, Ribon? Noi stiamo monitorando la situazione e anche i dati che prima venivano indicati sono sotto osservazione da parte del nostro centro studi, del nostro osservatorio, e comunque segnalano una situazione difficile che va valutata ancora. Bisogna aspettare ancora qualche settimana per capire un quadro chiaro di come sta andando. Diciamo che c'era grande voglia di ripartire, grande voglia di ricominciare. Questa è stata dimostrata anche da un'azione di entusiasmo da parte delle nostre imprese. Quell'entusiasmo di provare a rimboccarsi le maniche dopo un forzato stop legato appunto al lockdown e all'emergenza. È chiaro che man mano arrivano anche i segnali di difficoltà nell'attività, nell'operatività, però ad esempio nei servizi alla persona abbiamo visto che c'è grande responsabilità. Vediamo che comunque i clienti nei confronti delle attività produttive si stanno comportando in maniera ordinata. E quindi da questo punto di vista qui, per quanto riguarda l'attività dell'artigianato, c'è un progressivo ritorno ad una situazione di nuova normalità. Diversa invece la situazione sul commercio e i servizi diciamo al dettaglio, dove lì è complicata, un po' più complicata la gestione. Guardiamo ad esempio bar, ristoranti, commercio generale, dove l'organizzazione del lavoro è più difficile,
Però credo che un po' alla volta serva ancora un po' di tempo per capire come le persone si stiano in qualche maniera riadattando ad una condizione organizzativa. Diversa invece la questione economica pesa, c'è bisogno comunque ancora di ristoro, di sussidi, di assistenza da un certo punto di vista per aiutare una macchina che si è inceppata e che deve via via ricominciare a partire. Ecco Ribon, negli ultimi giorni voi avete sottolineato anche come alcune difficoltà e oneri aggiuntivi per diverse attività siano venuti da questa, come dire, lessicale diffrazione tra il termine sanificazione e igienizzazione, certo, dei locali. Vuole spiegarci esattamente che cosa è successo? Qui è stato usato in tutto un periodo, insomma, e anche nella terminologia che è stata applicata all'interno dei decreti e nelle varie normative che si sono succedute, un termine impropriamente. E noi abbiamo cercato di fare chiarezza su questo, cioè cercando attraverso le imprese di pulizie che operano quotidianamente in un'attività di sanificazione, che vuol dire pulizia e disinfezione dei locali, utilizzando dei prodotti adatti a questo tipo di attività, la possibilità in qualche maniera di operare per prevenire eventuali formazioni di depositi di particelle sulle superfici o comunque sugli oggetti e sui prodotti che riguardano in qualche maniera la reazione. E abbiamo cercato di fare chiarezza perché ci sono pochissime imprese che secondo la normativa vigente potrebbero fare effettivamente la sanificazione intesa come sanificazione legata alla disinfestazione, alla deratizzazione. Sono soggetti diversi che sono stati a tempo addietro codificati in una normativa che prima non veniva considerata e adesso con questa situazione qui viene in qualche maniera presa in considerazione come riferimento, ma non aiuta a mettere nel campo delle attività le imprese che realmente invece potrebbero operare. Quindi questo problema noi l'abbiamo evidenziato e abbiamo cercato in qualche maniera anche di spiegarlo nei vari protocolli, primo quello regionale dove è stato recepito, mentre sulle partite dei crediti d'imposta a livello nazionale questo aspetto non è ancora chiaro. Ecco, giusto per essere semplici per chi ci sta ascoltando da casa, quindi la sanificazione sono quegli interventi più radicali, quelli che per dire si vedono nelle immagini con gli operatori completamente bardati che spruzzano con delle apposite macchine sostanze disinfettanti, mentre l'igienizzazione è la pulizia, diciamo tra virgolette normale, con però dei prodotti appositi, detergenti appositi che abbattono la carica virale qualora ci fosse, giusto? Se non ho capito male? Il fatto importante, sì, nel senso che se vogliamo distinguere la questione è che l'attività fatta dalle imprese di pulizia in maniera ordinaria o anche strutturata attraverso comunque il lavoro dei professionisti può essere svolta quotidianamente e può essere svolta tranquillamente dalle nostre imprese. Diverso il caso in cui si verifichi un caso di contagio, allora in quel caso lì è necessario intervenire con delle attrezzature, dei macchinari che devono essere utilizzati solamente da soggetti che sono in possesso di uno specifico patentino, che veramente sono poche le imprese che possono possederlo. Quindi da questo punto di vista qua la chiarezza è d'obbligo, altrimenti si rischia di considerare azioni in maniera impropria e mettere anche le condizioni le imprese di non poter lavorare a supporto di tutta la struttura produttiva delle nostre imprese che invece stanno lavorando. Certo, sicuramente. Potrebbe essere questo, secondo lei, uno dei motivi per cui molto si parla in questi ultimi giorni di rincaro dei prezzi, insomma in questa settimana di riapertura di tante attività sono molte le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione, ma anche alle varie associazioni dei consumatori, di prezzi ritoccati al rialzo sia da parte di commercianti sia da parte di artigiani per
per varie attività. È chiaro che naturalmente anche questo va a incidere nel bilancio delle famiglie che magari si trovano in difficoltà perché in cassa integrazione, perché insomma con tutte le difficoltà conseguenti all'epidemia delle quali abbiamo ampiamente parlato in queste settimane. È evidente che l'acquisto di prodotti quali detergenti, dispositivi di protezione individuale, piuttosto che mantelline per quanto riguarda monouso, per quanto riguarda ad esempio il parrucchiere, l'estetista, cioè, tutti questi materiali in realtà incidono poi sui costi di gestione, incidono sui costi, i prodotti che vengono utilizzati per lavorare con i clienti, e da questo punto di vista i nostri artigiani ma anche i commercianti cercano di equilibrare questo costo che è stato aggiunto rispetto alla situazione precedente in un contesto di recupero dal punto di vista economico. Allora come si può intervenire? I rincari ci sono, devono essere comunque contenuti e monitorati e devono essere anche evidenziati al cliente. Questo è un altro elemento importante, cioè bisogna far capire al cliente che se eventualmente c'è un aumento, l'aumento deve essere legato ad una questione puramente tecnica legata alla salute e alla sicurezza, così da far comprendere al cliente com'è realmente la questione e che non ci sia la volontà da parte del gestore piuttosto che dell'artigiano di dover per forza aumentare i costi per recuperare spese pregresse, che non è questa la volontà. Dovremmo in qualche maniera tentare di intervenire su questi costi. Noi l'abbiamo fatto più volte negli interventi che abbiamo fatto alle istituzioni e anche nelle richieste attraverso i nostri sistemi di bilateralità, intervenire per ammortizzare o comunque calmierare le spese che sono state sostenute dalle imprese per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale o dei prodotti che devono agire sulla salute e la sicurezza. Così facendo possiamo evitare poi che ci siano ulteriori rincari per i consumatori. Sappiamo benissimo che la situazione economica è difficile per tutti, anche e soprattutto per quelli che in questo momento si trovano in cassa integrazione o comunque si trovano con una difficoltà dal punto di vista del reddito, dal punto di vista della capacità di spesa, e non possiamo pensare che tutto ciò si intoppi e si incastri poi nella ruota che gira economicamente, perché alla fine ci rimettono un po' tutti. Ecco, circa la situazione economica delle aziende artigiane, Ribon, nell'ambito del panorama veneto, lei è segretario appunto dell'Associazione Veneto, sappiamo però che ha un occhio diciamo di riguardo vista la sua residenza geografica diciamo con Venezia. State riscontrando delle disparità, delle differenze all'interno del territorio regionale? Per altre categorie ad esempio sono state riscontrate proprio a Venezia per questo crollo totale che c'è stato del turismo, che si è protratto per più mesi a causa insomma delle note vicende dovute all'acqua alta eccezionale di novembre eccetera, una situazione ancora più difficile per esempio rispetto ad altre aree del Veneto. Risulta anche a voi insomma per quanto riguarda le aziende artigiane una situazione di questo tipo? Tenga conto che il problema di Venezia si è sommato a un problema precedente che era quello legato all'acqua granda, e quindi insomma le aziende che avevano subito una grande perdita anche in quel periodo di qualche mese fa si sono trovate poi a affrontare anche la questione relativa al coronavirus. Secondo me le disparità, più che disparità, dovremmo cercare di ragionare sulle esigenze specifiche dei territori, cioè l'indotto di Venezia, la matrice poi che porta il turista ad avvicinarsi poi oltre che a Venezia ad anche altre realtà, bisognerebbe un po' valutarla. Cioè Venezia è un grande attrattore, quindi se Venezia non riparte probabilmente alcune filiere turistiche faranno difficoltà a ripartire, così come parliamo di Verona, così parliamo delle spiagge, parliamo dei laghi. Ecco, su questo noi stiamo facendo un'analisi che nei prossimi giorni uscirà, dove ci sarà anche la possibilità di fotografare poi quanto il turismo nelle sue filiere, nel suo impatto poi di filiere produttive sta arrancando in qualche maniera e ha bisogno di una serie di supporti specifici. Proviamo a ragionare in un'ottica non di concorrenza interna, proviamo a ragionare sull'idea che se ci sono delle specificità importanti, abbiamo evidenziato quello delle città d'arte, ma possiamo evidenziare anche quello della montagna ad esempio, piuttosto che di altri contesti specifici, dobbiamo capire come, aiutando quei contesti in maniera precisa,
si può creare un'operazione di indotto. Faccio un esempio. La partita delle ristrutturazioni ecobonus, sisma bonus, in realtà si rivolge a un settore che è importante, che riguarda la casa, riguarda tutto il mondo della filiera della casa. Ma non è che dando una mano a quel settore lì la questione si risolve lì. C'è un effetto moltiplicatore che induce poi a lavorare su tutti gli altri settori. Ecco, noi dovremmo fare questo tipo di ragionamenti. Quindi quando diamo degli aiuti e delle operazioni in qualche maniera di ristoro a comparti o a sottocomparti, dovremmo ragionare con l'effetto moltiplicatore. Quanto questo poi incide su tutta un'altra serie di partite del territorio e quanto incide poi sui rilanci. Allora, Venezia è un catalizzatore, tornando al ragionamento di prima, se noi riusciamo a aiutare Venezia in qualche modo, fondamentalmente riusciamo a aiutare anche altri territori e possiamo in qualche maniera riuscire a risollevarci. È una partita difficile, però proviamo a usare anche delle tecniche nuove. Ecco, per quanto riguarda, lei accennava all'eco bonus e al sisma bonus, questa possibilità di cessione del credito d'imposta da parte del cittadino che commissiona l'esecuzione dei lavori, voi come la vedete? Perché già precedentemente, quando c'era appunto questa possibilità ancora per le detrazioni del 50% e non del 110% come ora, c'era stato parecchio malcontento da parte soprattutto delle piccole aziende che si trovavano, come dire, in una certa difficoltà nel vedere venir meno la liquidità nell'immediato, liquidità che poi veniva recuperata appunto dalle tasse, ma in 10 anni. Ora questo periodo è stato accorciato, si parla di 5 anni se non sbaglio, insomma vedremo poi in approvazione definitiva del decreto, però del 110%, quindi dell'intero importo totale dei lavori. Qui noi l'avevamo, diciamo che il punto nodale era quello dello sconto in fattura, cioè noi abbiamo sempre rivendicato o comunque contestato la possibilità di ragionare sullo sconto in fattura da parte degli artigiani, perché non era una capienza di credito elevata da consentire poi di fare da banca nei confronti del privato. L'operazione di cessione del credito apre un elemento di positività se verrà gestito in maniera positiva anche dal sistema economico, in questo caso dalle banche e dagli intermediari finanziari. Se le banche accetteranno e se gli intermediari finanziari accetteranno di ricevere la cessione del credito, da questo punto di vista qua si potrebbe riuscire a evitare che ci sia la presa in mano dal punto di vista di questa grande operazione esclusivamente dalle multinazionali di acqua, luce e gas, che in qualche maniera sul mercato si stanno inserendo anche nella parte delle ristrutturazioni specifiche, che poi sono quelle che fanno gli artigiani che fanno comunque i nostri soci. Se ci sarà questa possibilità qui, noi stiamo lavorando per questo, per riuscire a convincere e a collegare, diciamo, questa parte di supporto alle nostre imprese, e tutto questo potrà essere decisamente un volano interessante. È un'operazione, è l'unica vera operazione di rilancio che è inserita nel cosiddetto decreto rilancio. Le altre sono operazioni di ristoro, alcune positive, bisognerà capire poi quanto impatteranno alla fine sul territorio, che tempi avranno, però questa è l'unica vera operazione di rilancio che noi vediamo per un intero comparto, e quindi bisogna giocarla bene. Bisogna giocarla bene dal punto di vista della capacità delle nostre imprese di mettersi nell'ottica di ragionare molto spesso anche assieme in filiera, in rete, e dall'altra quella di riuscire a fare in modo che il sistema del finanziario economico sia in grado di aggiungere quella parte che dicevo prima, per consentire di fare veramente da volano all'interesse da parte dei privati di tirare fuori dei risparmi per fare delle ristrutturazioni importanti e che potrebbero anche migliorare le nostre città, che sono così depresse dal punto di vista diciamo di immobili molto vecchi e poco ristrutturati, e in una partita del genere potrebbe esserci anche un valore di rinascita estetica. Sicuramente, Ribon, proprio velocissimamente, che stiamo tra poco per collegarci con Marghera, dove c'è tra poco inizierà la conferenza stampa del governatore Zaia. Il consiglio che lei vorrebbe dare, insomma, alle persone che in questo momento stanno concretamente pensando di poter approfittare di queste agevolazioni per rinnovare
rinnovare sotto il punto di vista dell'efficienza energetica la propria abitazione, o anche gli amministratori di condominio, perché sappiamo insomma che sono stati inseriti anche i condomini in questo. Si parla di lavori, se non sbaglio, che inizieranno dal 1° di luglio, per cui insomma i tempi sono abbastanza stretti per chi volesse decidere. Che cosa consiglia lei in questo momento? Allora, il consiglio che faccio è quello innanzitutto di rivolgersi agli operatori del territorio, per quelle imprese di settore edilizio, impianti che operano nel territorio, che in qualche maniera possono essere anche di supporto e vicino e di fiducia dei privati. E poi anche le nostre strutture territoriali sono a disposizione per dare tutti i supporti tecnici per come gestire la parte fiscale, la parte dell'operazione della burocratica, che in qualche maniera può essere fastidiosa o difficile anche per i privati, per cui da questo punto di vista qua ci sono 2 elementi importanti. Cominciamo a contattare i nostri artigiani del territorio con l'idea anche di contribuire alla rinascita del territorio, e secondo, utilizzare il supporto che abbiamo delle nostre strutture territoriali, in questo caso i nostri uffici, che possono sicuramente essere d'aiuto per capire come ci si addentra nella parte burocratica e sciogliere eventuali dubbi. Da questo punto di vista qua credo che l'opportunità va colta fin da subito, ci si prepara al 1° luglio e ci si prepara con cognizione di causa. Sicuramente, perché decisamente insomma è un'opportunità molto interessante questa, no? per i cittadini, e anche appunto, come lei diceva, proprio per il miglioramento delle nostre città. Riboni, io la ringrazio, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro al segretario della CNA del Veneto. Noi ora ci colleghiamo con Marghera, dove sta per cominciare la conferenza stampa del presidente Zaia. No, grazie a tutti per essere qui. Oggi peraltro un ospite d'onore che è la professoressa Tacconelli, che poi vi presenterò, perché oggi abbiamo uno scienziato di altissimo livello. Poi faccio la presentazione. Io nel ringraziarvi per essere qui, e poi capirete anche il motivo per cui ho invitato la professoressa Tacconelli. Volevo innanzitutto, oltre che a ringraziarvi, salutare tutti coloro che sono collegati. Do subito lettura del bollettino, poi come ordine di lavori farei un breve giro di domande a me per lasciare più spazio alla professoressa Tacconelli, se mi fate questa cortesia. Dei mondiali vi parlo io subito, in modo tale che poi non mi chiedete niente. Vabbè. Totale dei tamponi, siamo quasi a 600.000, ne abbiamo fatti 8.000 ieri, 8.177. Qualcuno dice: ma perché vai avanti questa storia dei bollettini? Perché a casa ci sono cittadini interessati giustamente ad avere informazioni, e poi a me piace pensare che ogni tanto mi mandano dei video dei bimbi che prendono nota. Vuol dire che fanno parte della squadra veneta. Numero di positivi sono 19.000 più 11. Vedete che abbiamo sempre un'incidenza sotto l'1 per 1000 di positività in questa fase. I ricoverati sono 480, quindi sono 2 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 39, abbiamo un altro paziente che è uscito da terapia intensiva, siamo a -1. Peraltro dei 39 una trentina sono negativizzati, si sono negativizzati, quindi di positivi ne abbiamo 10 nelle terapie intensive. Il totale dei morti purtroppo ad oggi sono 1878, dei quali persone che hanno perso la vita negli ospedali 1355, sono 4 più 4. I dimessi sono 3270, e i nati, la nota positiva è 58. Allora, come vedete, ormai queste cose le conoscete meglio di me, abbiamo dati positivi dal 10 di aprile, si susseguono giorno dopo giorno, stiamo guardando con attenzione quello che accade e accadrà nelle prossime ore, visto e considerato che la volta di mercoledì e giovedì saranno una decina di giorni dalla famosa apertura del 18 di maggio.
e guardiamo con attenzione e con preoccupazione. Cioè, il pericolo non è finito, poi c'è la professoressa che è molto più brava di me ed è una vera professionista, vi parlerà del Covid, però è altrettanto vero che noi non vogliamo abbassare la guardia. Oggi avremo una conferenza dei presidenti questa sera alle 19:30, dove si parlerà ovviamente ancora di temi di riaperture, di coordinamento, di Covid e di protocolli e di linee guida, e sempre con l'ottica di procedere con la massima cautela, perché il rischio reinfezione potrebbe esserci sempre dietro all'angolo. Per quanto riguarda i comportamenti, inutile che stia qui tutti i giorni a dirvi che non rispettare le regole di minima, che sono quelle della protezione individuale, dell'uso della mascherina, che sono quelle di evitare gli assembramenti o scusate, o insomma tutta l'igienizzazione delle mani, i guanti, quello che è, non aiuta a fare questo lavoro di squadra. Avete visto il video sta avendo un grande successo e un'ampia diffusione. Evito sempre agli esperti di tutto di perdere tempo a scrivere di questo video, allora vi ricordo che tutte le persone senza mascherina, siccome lo sapevamo, sono tutti congiunti. Quindi che evitino tutti questi perditempo di stare qui a farci la lezione, ma Zai ha fatto il video di due che si abbracciano senza mascherina. Sì, sono marito e moglie o sono due congiunti, sono fratello e sorella. Sono stati tutti selezionati. Quello non è un'immagine di una piazza vera, quindi è stato fatto un lavoro ciclopico dietro quel video. E abbiamo fatto la selezione di questi ragazzi, tutte le immagini degli ospedali sono autentiche, sono venete, sono vere. Il video sta facendo parlare, però ho visto anche che c'è stato un gradimento positivo rispetto al messaggio. L'appello che faccio io è sempre quello ai giovani, che sono stati i veri eroi nel lockdown, durante il lockdown, nel rispettare le regole, che lo facciano non abbassando la guardia. Il rischio c'è, è un rischio concreto, reale. Avete visto che la reinfezione, il rebound di contagio in Corea ha riportato ragazzi negli ospedali, perché questi sono i resoconti della stampa internazionale, e penso che questo sia fondamentale, sia un dialogo fondamentale da tenere con i ragazzi. I ragazzi sono sempre stati al nostro fianco in questa partita e debbono ancora continuare ad esserlo. Domande, ragazzi, che poi vi presento la professoressa Tacconelli. Volete che vi dico dei mondiali o dovete? Sui mondiali, ovvio che io lo sapevo dal primo istante, il tema ormai saranno più di un paio di mesi. Ne ho parlato con Roda, il presidente della FISI, mi ha presentato un mese, 2 mesi fa. Guardate, io ho perso la cognizione del tempo, so che è un bel pezzo che stiamo parlando con Roda. Io penso che sia la soluzione migliore quella di spostare i mondiali al 2022. Perché? Perché non abbiamo la certezza di avere un'invernata indenne, e fare i mondiali senza pubblico è il più grande evento degli sport invernali. Lo abbiamo voluto, ricercato, abbiamo battagliato. Vi ricordo che abbiamo avuto 7 bocciature prima di avere la candidatura ufficiale a ospitare i mondiali di sci. Direi che per non rischiare, vedete che anche molte altre scelte, anche delle grandi multinazionali, di altri grandi eventi, le si fanno con questa filosofia, per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026 e rispetto a un incastro internazionale. Io spero che il Comitato Olimpico accolga questo nostro ovviamente appello. So che Roda sta facendo un ottimo lavoro. Ho parlato anche questa mattina con Giovanni Malagò, che ha dato l'annuncio ovviamente in maniera coordinata ieri sera, e l'ho dato ovviamente in last minute, no? Perché è oggi, stamattina che si discute, penso che siano in riunione adesso, da quello che so io. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi,
però sarebbe un bel segnale. Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero, diciamo, perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altra roba. È una scelta proprio, diciamo, ragionata. Ne ho parlato col presidente Benetton, con Alessandro Benetton, anche lui in quel periodo, ne abbiamo parlato, anzi, a dire la verità è stato il primo col quale abbiamo parlato di queste ipotesi. Concordata l'ipotesi, poi lui ha iniziato a lavorarci. Vi dico che è una bella sfida e spero la si possa portare a casa e ci permetterà con il grande pubblico, ricordate che i mondiali hanno un afflusso di pubblico da paura, ci permetterà di fare anche un grande evento che è quello che si merita Cortina e che si meritano le nostre Dolomiti. Non vi aggiungo altro su questa partita, la conoscete fino in fondo, il resto lo conoscete tutto. Sì, vi aggiungo solo una roba che peraltro la dottoressa Russo mi ha fatto, anche lei in tempi non sospetti, ringrazio, mi ha fatto anche una piccola relazione che accompagna ovviamente l'attività di Roda a livello internazionale rispetto al fatto che conferma che il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Domande? Allora, facciamo il solito giro magari da sinistra così, oppure qualcuno ne prenota prima? Tosato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, a proposito dello spostamento dei mondiali di sci, che fa seguito all'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di gennaio per la pandemia. E nell'annunciare questo spostamento Malagò ha accennato anche a dei problemi economici. Allora la domanda è di quali problemi economici si tratta e se questo spostamento di un anno lei ha parlato poi di una congiunzione astrale favorevole, insomma, in vista delle Olimpiadi, ma quale conseguenze positive o negative potrebbe avere il posticipo di un anno di mondiali rispetto alle Olimpiadi? Ma solo che positive, perché comunque riusciamo innanzitutto ad avvicinarli ancora di più alle Olimpiadi, che ci crea comunque l'effetto abbrivio che è ancora più importante, no? L'abbiamo sempre detto, l'abbinata mondiali Olimpiadi è comunque una binata azzeccata. Non conosco la dichiarazione di Malagò, per cui mi fermo qui, perché i problemi economici possono esserci nel momento in cui li fai e non c'è il pubblico. Questi sono i problemi economici, ma per il resto stiamo lavorando. Però ripeto, non so, non ho neanche visto la trasmissione, per cui non so. Escludere dei ritardi nei lavori in vista dei mondiali? Ad oggi. Ma al 100% non saranno tutti di natura sportiva e impianti, non ci sarà problema. Sul fronte viabilistico voi sapete che è un tema che non governiamo noi, è di ANAS, magari non saranno tutti, diciamo, realizzati al 100%, ma questo non è un mistero. Però insomma noi siamo in grado assolutamente di rispondere presente al 2021. Il 2022 però rappresenta per noi una sicurezza rispetto al pubblico. Il vero tema è il pubblico. Avete visto la Coppa del Mondo, alla fine abbiamo dovuto annullarla. Se riusciamo a fare un giretto veloce. Bonnet, si preparano Benetton e Prigioni. Presidente, volevo capire, oggi durante la conferenza con i presidenti proverete a mettere un po' di chiarezza anche sul tema delle vacanze e degli spostamenti tra regioni, cioè volevo chiedere se potevi farci un punto fermo, perché ormai si legge di tutto, regioni che chiedono test, non test, siccome in questo periodo qui la gente sta iniziando a organizzarsi e per le vacanze in Veneto e per le vacanze nelle altre regioni e per le vacanze all'estero, per esempio la Croazia, molti veneti sai che frequentano quelle zone lì, cioè noi come ci dobbiamo comportare, dove possiamo andare, da quando possiamo iniziare a prenotare? Grazie.
Ma guarda, io continuo a dirvi questo concetto che già vi ho detto gli altri due giorni fa, cioè secondo me è fondamentale che ci sia una visione di uno Schengen sanitario a livello europeo. Pensare che a macchia di leopardo uno decida di fare i tamponi in ingresso, un altro dice fateli a casa e quando ti presenti mi mostri i certificati, poi ci sarà il problema di quello che dice i certificati hanno i timbri che non mi vanno bene e devi farteli certificare da altri, capite che viene fuori un casino? Io non credo che dobbiamo creare corridoi, che si debbano creare corridoi, credo che davanti a una regia europea ci sia la possibilità di dire quali siano i parametri da rispettare per la libera circolazione, punto. Una decisione su questo senso quando arriverà? Ma guarda, da parte dei presidenti noi stiamo portando avanti questa filosofia e onestamente, guardate, noi siamo quelli dei tamponi, penso che se noi dovessimo governare i flussi turistici con i tamponi è una bella suggestione, anche romantica, però vi ricordo che il Veneto fa 70 milioni di presenze turistiche all'anno, andate anche con l'accetta, dividetele per 4 e sono, quanto sono? 17,5, fate anche 15 milioni di turisti solo per questa fase estiva, cioè chi è che riesce a fare i tamponi a 15 milioni di turisti? Cioè è impossibile, soprattutto c'è un tema di governo di questi flussi che è pauroso. Il turismo è, capito, è come le idee, no? È libero, per cui o lo gestiamo come deve essere gestito, se no non si fa turismo. Io sono per l'apertura. In sicurezza. Abbiamo dei parametri e se sono rispettati si apre, come l'abbiamo fatto con le attività, con l'anti-lockdown. Benetton. Una domanda me l'ha appena fatta Bonet, volevamo capire com'è il sistema di prenotazione delle spiagge, a che punto siamo con l'app, prenotazione obbligatoria, tantissimi stabilimenti balneari non permetteranno l'ingresso senza questo e poi c'è anche il tema delle spiagge libere che verranno sempre gestite con la questione della prenotazione. Sì, dello steward. Allora il tema della prenotazione è lasciato in capo ai gestori degli stabilimenti balneari, per cui non necessariamente uno deve fare con l'app la prenotazione, nel senso che però penso anche che non sia così invalicabile questo problema, visto considerato che comunque uno, cioè, coloro che si presentano diciamo in tentato acquisto dell'ombrellone il mattino in spiaggia sono pochi, ormai ci sono quelli diciamo dedicati alle strutture recettive, poi c'è chi magari ha il suo ombrellone ma c'è sempre una sorta di prenotazione. Per cui oggettivamente penso che sia assolutamente gestibile. Considerate che abbiamo dedicato 10 metri quadrati ad ombrellone e siamo assolutamente all'interno dei parametri della normalità, mi permetto di dire. Prigioni. Buongiorno Presidente, io vorrei ritornare proprio sulla genesi del video, la realizzazione delle immagini. Lei ha spiegato che i ragazzi ripresi senza mascherina sono congiunti e invece per quanto riguarda le immagini fatte all'interno dei reparti di terapia intensiva che solitamente sono off limits, come avete operato? Ma guarda, questo l'hanno fatto, cioè adesso tecnicamente non te lo so dire, però gli operatori, avete visto che è stata salvaguardata la privacy perché si vede qualche mano, qualche immagine offuscata, cioè il video ha avuto tutto il vaglio possibile, e tutte le liberatorie aggiungo anche. Per cui è stato fatto da professionisti. Ringrazio il Quadrato che poi ce l'ha fatto, da quello che ho capito, che non ce lo faranno neanche pagare. Dovrebbero pagare solo per quanto io gliel'ho fatto rifare per quante volte gliel'ho fatto rifare, però insomma è un lavoro di squadra, insomma avranno modo di guadagnare in altre maniere e li ringrazio se decideranno di omaggiarcelo e quindi fare in modo che sia pro bono anche questo video. Non ci sono altre domande? Sempre Benetton? Sì, sempre io una. Sempre Fernaro? No. Per quanto riguarda le 60.000 guardie civiche che sono previste dal governo per i controlli, che sì. Cosa ne pensa? Ma per i controlli dove? Controlli del territorio. Ah, la Movida. Ma sai, sì, per me è una sconfitta, no? C'è una sconfitta dal punto di vista sociale, cioè pensare che devi mandare qualcuno a controllare perché qualcuno si indossi la mascherina che è come un farmaco salvavita, vuol dire che c'è un problema culturale. E non abbiamo a che fare con dei delinquenti, abbiamo a che fare con dei ragazzi che sono ragazzi per bene. E allora uno dice no, ma in cosa abbiamo fallito? Perché se non è passato il messaggio, io stamattina sono andato in palestra e
E in spogliatoio uno mi dice: ma sai che c'è anche qualche complottista in giro che dice che avete fatto perdere tempo ai cittadini? Ma con serietà, e capite che se dobbiamo combattere contro i complottisti, i terapiatisti, alla fine facciamo la fine di Galileo, no? Io penso che dobbiamo avere fiducia nei ragazzi e far capire ai ragazzi che se vogliono veramente ribellarsi ai controlli indossino la mascherina per protesta. Io la vedo così perché è l'unica soluzione, cioè pensare di giocare a guardie e ladri no. Negli Stati Uniti, quando c'è stato il proibizionismo, si sono inventati il sacchetto con la bottiglia dentro, no? Bevevano sempre con la bottiglia nascosta nel sacchetto. Però la verità è che noi non possiamo ragionare così. Qui stiamo parlando di salute, non stiamo parlando di dazi o di altre robe. Vanzan, poi c'è un inciso di Tosato su questa questione. Sì, anch'io pensavo di rivolgere la domanda all'assessore Bottaccini, ma visto che ne ha parlato il Presidente, buongiorno. Questo bando per l'assunzione, tra virgolette, di 60.000 assistenti civici in tutta Italia, assunzione tra virgolette perché non saranno pagati e avranno soltanto la copertura infortunistica nel caso in cui dovessero farsi male, è stato concordato a livello ministeriale e a livello di ANCI. Voi avete informazioni su come si svolgerà, no. Se la Regione sarà coinvolta, da chi dipenderà? Cioè, non c'entriamo nulla. Al di là del giudizio che lei ha dato negativo. No, negativo, è negativo per la percezione che ho io, no? Cioè personale, per carità. Il senso, io sono obiettore di coscienza, figurati se posso essere negativo nei confronti, e anzi grazie che mi dai modo di dire questo, nei confronti di chi volontariamente si mette a disposizione della comunità. Sì, che non passi il concetto sbagliato, però dico è anche una sconfitta, no? Pensare di dover chiedere a qualcuno che faccia l'educatore, perché poi questo è il tema, aver assunto degli educatori, cioè la gente dice guarda, mettiti la mascherina che ti fa bene, evita di abbracciare e di fare assembramenti perché comunque ti salva la vita. Però non sentiamo nulla da noi. Prego. No, ecco, per quanto riguarda l'uso delle mascherine, ecco, ci sono medici che scrivono e dicono che le mascherine sono non solo inutili ma anche dannose. Dici i nomi dei medici? E capita spesso, a me è capitato stamattina in un bar di sentire una persona che stava comiziando su questo punto e stava dicendo che le mascherine sarebbero addirittura dannose perché tratterrebbero gli elementi nocivi No, voglio dire, se veramente voi ritenete che la mascherina, come dice la scienza, è un dispositivo salvavita, chi incita a non farne uso evidentemente commette un reato. Sì, ma siamo in un paese nel quale tu puoi dare del ladro a chiunque e alla fine dicono che ha avuto un'infanzia difficile. Cioè, capite che mancano anche le leggi a supporto di questo. Poi ci sarà la professoressa Tacconelli che sulla mascherina, sulle infezioni ci può fare una lezione magistrale. Però io dico solo una cosa, che la partita della mascherina è una partita che in Veneto ci permette di dire che su 10.000 medici degli ospedali del Veneto l'1,3% si è infettato, punto. Vabbè. C'è letteratura scientifica che parla del beneficio e ha validato le mascherine e dico che trovo strano che ci siano dei professionisti così, però li potremmo anche affidare alla professoressa Tacconelli e li faremo lavorare alle infettive senza mascherina. Però io, guardate, mi tremano un po' i polsi, però vi voglio presentare la professoressa Tacconelli e così capite perché l'ho invitata. Intanto fa parte del team Veneto, no? Di questo Magic Team che ci ha fatto portare a casa un sacco e Prego? Cosa è successo? No, l'ultima volta con Magic Team è finito, diciamo così, un cambiamento ottica qualche giorno fa, no? In che senso? C'è stato lo scontro tra pesanti, la Russo. No, vabbè, ma il Magic Team dei guai con un'emergenza in diretta, il Magic Team funziona, se no voi di cosa lavorate? Di complimenti, non funziona così. Allora, adesso seriamente, ma veramente seriamente, la professoressa Tacconelli è ordinario di malattie infettive a Verona
È professore ordinario di malattie infettive e direttore dell'unità di ricerca clinica di Tübingen in Germania. È stata docente ad Harvard, sempre ad Harvard Medical School, e sempre di malattie infettive. È riferimento OMS e coordina in Italia un progetto che si chiama Solidarity per l'OMS, ha un budget di 6 milioni di euro, coordina il progetto, poi vi dirà lei in che maniera. In più ha un budget per la ricerca personale di 6 milioni di euro a 42 ricercatori che lavorano con lei a Verona, da tutto il mondo. È consulente OMS per la prevenzione e per le terapie antibiotiche, è consulente per l'ISS europeo, che è l'ECDC, e ha fatto ricerche per l'HIV, una società inglese, Infection Hospital Society, l'ha nominata scienziato tra i scienziati dell'anno, lo scienziato dell'anno, e poi il miglior scienziato giovane per le malattie infettive e altri titoli. Insomma, ieri ho parlato di puro sangue, qua il pedigree c'è tutto. Perché ho voluto invitarla e la ringrazio, poi le cedo i microfoni, perché lei ha un'esperienza strepitosa per le cure Covid, ha governato le malattie infettive, avrà molte cose da dirci, l'esperienza cosa poi ha portato come ragionamenti anche per il futuro, anche rispetto, io le chiederei, prof, di parlare anche di quello che sono i pazienti che sono usciti da queste cure guariti, e anche tutto quello che sono i farmaci sperimentali e le cure sperimentali, perché sono governate dalla professoressa. Lei è Avigan, per dire, tanto per dirne una, e lei è, come si dice, Remdesivir. Lei è l'antimalarico, l'idrossicloridina, e lei, quindi finalmente la vedete dal vivo. Quindi io le passo la parola e lei dirà, insomma, vi farà alcune riflessioni, e dopodiché a disposizione ovviamente per le domande. Grazie. Prego, prof. Cosa è successo? No, niente, Presidente. Se aspetti un attimo a metterti la mascherina, ti facciamo una foto tutti e due. Facciamo come la richiesta ai colleghi. Colleghi, scusa, mi accomodo. Facciamo senza mascherina. Un attimo. Fai sempre il paragone equini e poi ti lamenti se si imbizzarisce la gente. Io non ero tra i suoi paragoni equini, comunque vorrei puntualizzarlo. Ha un pedigree di altissimo livello, no? Ma non domato. Prego. Allora, direi che per fare un attimo il punto della situazione, innanzitutto buongiorno. Un punto rapido della situazione, inizierei dalle terapie sperimentali che debbono essere effettuate solo ed esclusivamente in studi clinici e che ci hanno permesso ad oggi di capire che questa malattia è estremamente diversa da quella che ci aspettavamo all'inizio ed è diversa da una normale influenza. Perché? Perché è una malattia a fasi e perché è una malattia che ha anche delle problematiche multiorgano, non è solo la polmonite, ma è anche il coinvolgimento del cuore, il coinvolgimento del midollo osseo, cerebrale, eccetera. Tutto questo noi l'abbiamo osservato negli studi che stiamo svolgendo in questo momento a Verona, che sono più di 25, ed in particolare abbiamo il coordinamento o co-coordinamento con altre strutture di rilevanza di 4 studi clinici multicentrici italiani. Perché è importante quello che abbiamo osservato? Perché io spero che non ci sarà una seconda onda, lo spero davvero, per quel che mi riguarda mi sentirò tranquilla il 14 giugno, nella mia testa è una data fondamentale in cui penso che il lockdown è stato abolito da abbastanza tempo per potermi permettere di rilassare se davvero non ci sono
non è visibile un incremento nel numero dei pazienti Covid positivi, ma diciamo che al momento, perché siamo preparati rispetto a quello che eravamo 4 mesi fa per questi studi che abbiamo fatto, perché sappiamo che la terapia può essere diversificata a seconda del momento in cui il paziente arriva in pronto soccorso, quindi se ha una fase iniziale, se ha una fase intermedia o una fase avanzata, oggi come oggi sappiamo che possiamo utilizzare dei farmaci diversi. Per esempio lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che coordiniamo con l'Università di Verona, che si chiama Solidarity, è proprio uno studio che ci dà la possibilità di trattare con questi antivirali, tra cui è incluso il Remdesivir, forse il farmaco che in questo momento ha delle aspettative più alte, più anche è incluso in questo pacchetto l'interferone. Questo tipo di farmaci noi li somministriamo soprattutto ai pazienti in una prima fase della malattia. Coordiniamo 29 centri in Italia e una scelta che ho fatto per il Veneto è quella di coinvolgere non solo centri hub grandi ma anche centri più piccoli Covid, perché secondo me il dovere di una buona sanità è quello di preoccuparsi che tutti i pazienti, dovunque siano ricoverati, riescano ad ottenere il meglio delle cure possibili. E oggi come oggi vi ricordo che per decreto i farmaci sperimentali possono essere somministrati solo se all'interno di uno studio clinico, il che significa che il paziente che afferisce ad una struttura che non è inclusa in uno studio clinico non può dare il meglio della terapia al proprio paziente. Quindi questo è Solidarity. Abbiamo poi un altro studio che coordiniamo con il Sacco di Milano che si chiama Muravid, sempre multicentrico italiano, che è uno studio assolutamente innovativo perché unisce per la prima volta un antivirale come il Remdesivir con gli immunomodulatori. Quindi con farmaci, per capirsi, quelli che si utilizzano per, alcuni si utilizzano per l'artrite reumatoide o per altre patologie reumatologiche, in cui noi combattiamo il virus e contemporaneamente abbassiamo le difese dell'organismo per evitare che ci sia una iperreazione. Questo è uno studio che ha solo un paragone negli Stati Uniti. Noi abbiamo 5 bracci diversi, negli Stati Uniti ce n'è uno solo, ed è uno studio che appunto coordiniamo a livello italiano con il Sacco di Milano. Quello più interessante di tutti, e poi mi fermo, è invece questo nuovo modo di approcciare la malattia a casa, perché quello che abbiamo fatto finora, finché non conoscevamo bene la malattia, il paziente attendeva a casa finché possibile e poi veniva invitato in pronto soccorso per evitare l'affollamento dell'ospedale. Adesso abbiamo un approccio diverso, cerchiamo di portare la terapia a casa del paziente il più presto possibile. Questo è lo studio ARCO, dove tra i farmaci che andiamo a somministrare in maniera randomizzata, controllata, approvato AIFA, c'è anche l'Avigan di cui parlava il presidente Zaia, che comincerà già da domani, comincerà dall'azienda ospedaliera di Verona e dalla USL 9, ha un disegno che ci permette di capire subito se funziona o non funziona, per cui ovviamente includeremo tutte le altre aziende il più presto possibile nel nostro protocollo. Non vorrei dilungarmi troppo. No, però c'è un aspetto interessante rispetto ai guariti, cioè l'evoluzione del post-Covid. Questo è molto importante perché fa parte di, diciamo che è un'osservazione che all'interno di altri studi che stiamo effettuando a Verona, uno con un contributo sostanziale della Cari Verona e di team, in cui stiamo studiando la patogenesi e la risposta immunitaria e soprattutto seguiamo i pazienti per un lungo tempo dopo la dimissione, perché quello che mi preoccupa da un punto di vista clinico è che la malattia non sia limitata al momento dell'ospedalizzazione, ma abbia delle conseguenze a livello polmonare, per esempio a livello di fibrosi polmonare o a livello di problemi di coagulazione. Quindi i pazienti che sono inclusi all'interno di questo studio, coordinato con il professor Bronte, è di valutare i pazienti 30 giorni dopo la dimissione, dopo 6 mesi, e continueremo con un follow-up più lungo, perché è assolutamente importante capire se questa malattia ha delle conseguenze. Quello che io vedo è che ha delle conseguenze anche psicologiche. Vedo che il paziente che ha vissuto una malattia come quella Covid, che per esempio è stato rianimazione, ha una grande difficoltà a tornare a una vita normale, che è anche psicologica,
e la paura casomai di addormentarsi per paura di svegliarsi con fame d'aria, c'è tutta una sensazione di instabilità che alcuni di questi pazienti si portano avanti per molto tempo, e secondo me è uno degli aspetti che dobbiamo cercare di curare meglio e con attenzione. Quindi è assolutamente importante la collaborazione, e qui credo che la Regione Veneto sia veramente un bellissimo esempio per l'Italia di come si unisce l'azienda, l'università e il territorio. Arco è proprio l'esempio dell'azienda che lavora con l'università, che lavora con i medici di famiglia per dare il miglior trattamento possibile al paziente. E allora Emiliano Bonet Vanzan. Professor, buongiorno, le farò una raffica di domande, vediamo se riusciamo a trovare il tempo. Allora, il Presidente tempo fa ci parlava di effetti devastanti, forse questo aiuterà anche a convincere maggiormente i ragazzi, ci parlava addirittura, mi colpì la perdita dell'uso degli arti, delle gambe, credo di aver intuito bene. Dopodiché le volevo chiedere se abbiamo il rischio anche noi della famosa sindrome di Kawasaki, se insomma nei bambini ha riscontrato qualcosa nel nostro territorio e in generale cosa ne pensa. E chiudo, quindi è cambiata effettivamente la medicina e si va verso sempre di più la terapia domestica in casa. Grazie. Allora, sicuramente l'approccio terapeutico è cambiato e sicuramente una parte dei nostri pazienti ha avuto degli effetti devastanti, proprio perché, come dicevo all'inizio, è una malattia multiorgano, quindi che non si limita esclusivamente all'apparato polmonare. Nonostante abbiamo fatto tutti questi miglioramenti, io vorrei ripetere di nuovo che una terapia assolutamente efficace al 100% per il Covid al momento non esiste, quindi rimane assolutamente essenziale la prevenzione. Io mi ricordo come molti di voi cosa significa avere 18 anni e quanto si abbassa la sensazione di pericolo in un ambiente giovane. Non credo che sia veramente consapevole la voglia di non mettere la mascherina, è semplicemente la non consapevolezza del significato della morte. Però ecco, il messaggio che dovrebbe veramente arrivare ai giovani è che loro sono un veicolo. Io non sono preoccupata e non abbiamo dati che ci portano in questo momento ad aver paura per la popolazione giovane. Però sicuramente sono un veicolo di trasmissione e quindi è quello che mi preoccupa veramente tanto, e cercare di stimolare il senso di sociale dei più giovani, e molti sicuramente ce l'hanno, per sentirsi responsabilizzati verso diciamo, la salute degli altri. In questo momento non abbiamo dati sicuramente in Italia che ci portano ad allarmarci per quel che riguarda la malattia a livello dell'infanzia. Sicuramente va mantenuta un'allerta continua e costante finché non avremo un vaccino. Posso, approfitto l'ultima, grazie della sua disponibilità. Avete anche scoperto, ho capito perché alcune persone avevano la persistenza a lungo tempo dei sintomi o della febbre che tornava, si alzava e poi si abbassava? Grazie. Questa non è una domanda, ma richiederebbe 2 ore di conferenza stampa. Allora lì il problema è che stiamo studiando anche questi casi, ci sono varie variabili, c'è la variabile del modo in cui il tampone viene effettuato, perché ovviamente il risultato dipende anche dalla mano di chi l'ha effettuato, dal tipo di analisi microbiologica che è stata fatta. Molto spesso il fatto che il tampone sia positivo non significa che il paziente sia contagioso, questo è un dato assolutamente essenziale. Ci sono tantissime malattie, pensate alla tubercolosi, in cui io posso avere un genoma positivo ma il paziente non è contagioso. Quindi ecco, in quel caso poi invece ci sono delle variabili genetiche che probabilmente sono associate a una trasmissione prolungata, e quelle le stiamo studiando negli studi attuali, però non c'è una risposta precisa a questo. Grazie. Bone, poi Vanzan. Sì, volevo capire una cosa, tra i farmaci che lei ha citato ci sono anche tanti malati, scusi ma non me ne intendo, il nome non risalgo, prima domanda. Seconda domanda, di idrossiclorochina, di cui si è molto parlato, anche perché da subito era molto sponsorizzata. Funziona, non funziona, anzi fa male. E terza domanda, anche per fatto personale, il tema dell'olfatto e del gusto che si perde durante il contagio, poi si riacquista, si perde per sempre, come avete informazioni su quello? Grazie. Allora, clorochina e idrossiclorochina sono i farmaci antimalarici a cui lei fa riferimento. Sono la stessa cosa, esatto. Sono inclusi nello studio Solidarity,
Sono stati testati ad oggi più di 3.000 pazienti e proprio ieri l'OMS ha iniziato ad effettuare quella che si chiama interim analisi intermedia per vedere i risultati. Sul farmaco ci sono al momento informazioni estremamente discordanti, nel senso che in alcuni studi addirittura sembrerebbe aumentare la mortalità, perché probabilmente è stata somministrata con farmaci a rischio cardiovascolare. Questo da noi non è avvenuto perché abbiamo fatto un'analisi assolutamente precisa per evitare che questa somministrazione o contemporanea somministrazione avvenisse. Però ecco, in questo momento io spero che nel giro di 4 settimane possiamo avere una risposta precisa per la clorochina. L'olfatto e il gusto. Vero. L'olfatto e il gusto no, allora nel senso sono segni sicuramente di Covid, anche molto precoci, si riacquistano in genere dopo 2-4 settimane e sono uno degli elementi che abbiamo studiato e abbiamo trovato che in maniera interessante c'è un coinvolgimento del sistema nervoso centrale molto precoce nella malattia, per cui ci sono anche pazienti che come sintomo precoce per esempio hanno cefalee estremamente importanti, però ecco non è in questo momento la componente più importante della malattia Covid. Zennaro. Dottoressa, buongiorno. Il fatto di portare la terapia in casa con lo studio ARCO, come viene effettuato? Nel senso, è una scelta a seconda del paziente se ha dei sintomi meno gravi, se ha solo un po' di febbriciatola, oppure è livellata? Perché questo tra l'altro comporta un risparmio, immagino, per la sanità pubblica, ma anche una spesa perché poi gli dovete mandare degli operatori a domicilio. Ce lo può spiegare bene? E quanti, se c'è un numero di quante persone che stanno per essere o sono già curate a casa? Allora, per il numero, le posso dire solo che la prima valutazione verrà effettuata perché è un diciamo che ha più braccia di osservazione con gli antivirali, tra cui anche l'Avigan. La prima analisi verrà effettuata ai primi 150 pazienti inclusi in 3 regioni che sono Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. E per quel che riguarda il tipo di pazienti, ovviamente facciamo una selezione basata su criteri clinici. Sono pazienti che hanno dei sintomi che secondo alcuni criteri non sono gravi abbastanza per essere diciamo ricoverati in ospedale. Quindi direi che la presenza di dispnea, ma non una riduzione dell'ossigeno nel sangue troppo importante, ci può essere febbricola, ma non febbre elevata, quindi diciamo il paziente che finora ha atteso senza terapia a casa. Lì abbiamo un team pagato con i fondi del progetto, con medici e infermieri che andrà a casa del paziente, quindi altro esempio di come si coniuga l'attività regionale con i fondi di ricerca per avere risultati migliori per il cittadino, e dovremo fare dopo i primi 70 pazienti una valutazione del costo che senz'altro però sarà minore rispetto a quello del ricovero del paziente in ospedale. Ovviamente il paziente avrà un saturimetro a casa, avrà un apparecchio per la pressione e avrà una telefonata di uno di noi, di un infettivologo specializzato in Covid che lo chiama tutti i giorni per valutare le sue condizioni cliniche, quindi i pazienti saranno estremamente ben seguiti. Il tema delle reinfezioni, sì, scusa, il tema delle reinfezioni, c'è qualche novità si torna c'è gente che dopo essere guarita torna ad ammalarsi oppure? Allora, per quello che ne sappiamo adesso, i dati sono veramente preliminari e rientrano tutti intorno al concetto di quanto siano efficaci questi anticorpi per la protezione contro il Covid. E al momento non c'è una risposta certa. Sappiamo solo che sono gli anticorpi quelli che normalmente sono più precoci, che invece in questa malattia, le famose IgM, si sviluppano più tardivamente, e che le IgG rimangono per un certo periodo, ma anche queste si sviluppano più tardivamente. Credo che vada valutato paziente per paziente in questo momento, ma noi non abbiamo visto nessun caso di
reinfezione in un paziente che era stato chiaramente guarito secondo tutti i criteri scientifici. Di nuovo Tosà. Sì, lei prima ha detto che si augura che non ci sia una seconda ondata e che il 18 giugno per lei è un punto di riferimento importante sul calendario. Ma allora, è un suo desiderio o è una previsione quella della, diciamo, scarsa possibilità di una seconda ondata? Provi a sbilanciarsi, dai. Lei non mi ha mai visto in nessuna televisione pubblica, né mi ha visto in molte conferenze stampa, e c'è un motivo, perché non mi sbilancio e non faccio previsioni. In questo caso è veramente la mia esperienza clinica, nel senso quello che mi ha fatto parlare di questo 14 giugno si basa sui 400 pazienti ricoverati a Verona, sul fatto di vedere i pazienti quotidianamente e di riprendere fiato ormai da una settimana. Quindi, siccome tanto di questo riprendere fiato è dovuto al lockdown e al distanziamento sociale, su quanto conosco in questo momento della malattia, quindi una mia opinione personale, voglio aspettare 4 settimane per vedere la trasmissione. Quanto sta mediamente un paziente ricoverato? Allora, noi siamo stati bravi, noi in questo senso di nuovo come Regione Veneto, cercando di mandare a casa il paziente appena possibile, perché anche psicologicamente è importante per lui. Direi che in media un paziente che sta guarendo sta tra i 7 e i 10 giorni, purtroppo un paziente che invece ha delle complicanze, alcuni di questi purtroppo sono ancora ricoverati. Infatti credo che dobbiamo fare anche attenzione quando guardiamo i dati di mortalità, perché a volte potrebbe sembrare adesso che ci sono ancora dei morti, considerate che questi sono pazienti estremamente gravi, ancora ricoverati nelle nostre terapie intensive, casomai da 8-9 settimane. Quindi non è una mortalità di questo momento, ma è una mortalità correlata a pazienti che diciamo, hanno delle complicanze da parecchio tempo. Posso fare una domanda su questo? C'era Fois, poi Bonnet, poi basta. No, Benetton. Buongiorno dottoressa, volevo chiederle quali sono le tempistiche in questa fase di sperimentazione della ricerca prima che si abbiano dei risultati che possano far dire se un farmaco funziona oppure no, e secondariamente per quello che riguarda invece la terapia col plasma, se voi siete comunque in contatto con chi sta svolgendo questa ricerca. Allora, per quanto riguarda le tempistiche, alcuni di questi studi, diciamo quelli più importanti, hanno questo tipo di disegno dello studio che è estremamente innovativo, che si chiama adattativo, che permette di analizzare i risultati molto prima della fine dello studio, per cui si fanno delle analisi intermedie, si paragonano e si bilanciano 2 diversi farmaci e il farmaco che funziona di meno viene eliminato, mentre invece fino a poco tempo fa dovevamo aspettare anche 1 anno o 2 anni prima di vedere i risultati. Quello che sta facendo l'OMS adesso è proprio questa analisi intermedia e anche all'interno di Amuravid, per cui alcuni dei risultati io me li aspetto già in 4-5 settimane. Quelli più importanti sui farmaci sperimentali assolutamente nuovi che stiamo utilizzando adesso, credo che prima di dicembre non li vedremo. Per quel che riguarda il plasma, ovviamente è stata una discussione comune nel tavolo tecnico regionale a cui abbiamo contribuito tutti, non lo seguo io personalmente perché poi tra l'altro ovviamente non è di mia competenza primaria l'utilizzo del plasma. Verona contribuisce come tutti gli altri centri del Veneto. Bonnet e Benetton e Vanzan. Sì, era perché Roma ha un aspetto molto controverso. C'è sempre un certo appeal sui social, cioè il tema di morire con il Covid e morire di Covid. Cioè la domanda che le faccio è: un paziente che non ha altre patologie muore con il Covid? La risposta alla domanda è sì. Non è un discorso solo del Covid, nel senso che tutte le patologie più importanti infettivologiche hanno sempre questo problema di quella che si chiama mortalità cruda e mortalità attribuibile. È sempre molto difficile per un'infezione capire se, per esempio, l'infezione da un batterio che non risponde agli antibiotici in un paziente neoplastico
quel paziente neoplastico è morto con l'infezione resistente o per l'infezione resistente, esattamente lo stesso discorso. Le infezioni tendono ad aggredire in maniera più grave pazienti che hanno delle immunodepressioni di base o altre patologie. Quindi sicuramente il Covid ha una predilezione per pazienti che hanno altre patologie e sicuramente in questi pazienti la mortalità è più alta, non c'è dubbio. Direi anche che fondamentalmente non credo che per me come medico è veramente così essenziale questa risposta, perché quello che io devo fare è curare quel Covid e ridurre la mortalità. Per dire, in rete ci sono persone che dicono io sto bene, non ho patologie, ergo ne deduco che se prendo il Covid ne esco. Assolutamente no. Ci sono pazienti senza comorbi, ha una percentuale minore, allora mettiamola così, un paziente di 55 anni, maschio, senza nessuna altra patologia, che viene ricoverato, quindi con una malattia seria da Covid, è meno probabile che muoia di un settantenne con un tumore, però ha comunque una probabilità di morire e non basta. Eravamo rimasti a Benetton e poi a Ranzano. Buongiorno dottoressa, per quanto riguarda questioni scuole, in questo momento le scuole sono chiuse, i ragazzi sono a casa, non c'è rischio particolare che loro possano infettarsi o venire a contatto. Nel momento in cui le scuole dovessero riaprire a settembre e ci fosse questa intenzione di riportarli in classe, secondo lei il contagio tra di loro, sempre ammesso ovviamente che le problematiche rimangano e che ci sia ancora questo rischio di contaminazione, che tipo di rischio vede lei? Cioè che tipo di previsione vede a livello scolastico? Allora, la valutazione del rischio scolastico ovviamente non è solo clinico ma anche epidemiologico, quindi dipende tutto da come circola il virus all'interno della società, quindi adesso secondo me è estremamente prematuro. Se mi chiede un'opinione invece personale, come faceva il suo collega prima, io sarei favorevole alla riapertura delle scuole se la situazione epidemiologica rimane come quella attuale. E ovviamente però adesso è assolutamente prematuro poterlo dire, però andrebbero fatti dei piani diversificati a seconda della situazione. Se fossi io responsabile mi porrei il problema a seconda di 3 scenari differenti come dovrebbe affrontare la scuola a settembre, ma prepararlo già da adesso in modo da essere pronti. Alda e poi Fois. Prigioni. Dottoressa, dai dati di Azienda Zero risulta che sono soprattutto le donne che hanno diagnosi di infezione Covid-19, ma sono soprattutto i maschi a morire. Almeno abbiamo un 43% di decessi femminili e 57% di decessi tra i maschi. Com'è dalle analisi, dagli studi, insomma dalla vostra esperienza clinica la risposta a seconda del genere? Sicuramente una patologia con risposta diversificata a seconda del genere, questo è stato evidente fin dall'inizio. Credo che sui dati di positività dobbiamo fare un attimo di attenzione perché lo screening è stato fatto anche all'interno degli ospedali e delle strutture di residenza, nel personale, e come voi ben sapete la maggior parte del personale è femminile, quindi non significa che queste persone siano state veramente malate. E quindi secondo me la malattia non colpisce di più le donne per sé, la malattia invece nel senso di sintomi sicuramente ha una predilezione, credo che i dati ormai, anche quelli nostri, noi stiamo usando adesso delle metodiche di intelligenza artificiale per analizzare i dati, per vedere se riusciamo a trovare qualche collegamento tra alcuni fattori e lo sviluppo di malattia. Sicuramente il maschio con più di 65 anni e ancora di più con più di 75 anni è il target privilegiato di Covid, su questo credo che non ci siano dubbi, per cui è proprio quello che va protetto. Secondo me c'è stato anche un po' di messaggio sbagliato quando abbiamo detto impediamo agli anziani di uscire. In realtà il messaggio doveva essere abbiamo talmente bisogno degli anziani che evitiamo di metterli a rischio, è un modo per salvaguardarli. Dottoressa, se posso... Scusa un attimo, Fois rinuncia, mi parla Prigione. Ecco, Emiliano, ti ho visto un attimo che la collega si era prenotata. Una considerazione che studierete domani. Grazie. No, volevo solo, scusate, personaggi, volevo solo
era lo studio di Clevani che confermava proprio questo, cioè che in realtà la scoperta era che era l'uomo a pagarne maggiormente. Tutto qua. Bene, Prigioni. Buongiorno dottoressa, negli ultimi 4 mesi si sono fatti passi da gigante, si può dire. Quanto l'applicazione di queste terapie farmacologiche riducono, se riducono, la pratica di intubare i pazienti? E quando si intubano i pazienti in questo momento, visto che si sa qualcosa di più di questa patologia? Allora, sicuramente noi cerchiamo, anche questo di nuovo, proprio perché sono solo 4 mesi, si basa sulla pratica clinica quotidiana, cerchiamo di intubare i pazienti il meno possibile, perché l'intubazione di per sé porta tutta una serie di complicanze all'interno della terapia intensiva che non hanno a che fare con il Covid, ma con il fatto che il paziente è in terapia intensiva. E il fatto di avere adesso dei farmaci che possiamo diversificare a seconda della fase della malattia ci permette di ridurre il numero di pazienti che vanno in rianimazione ed anche e soprattutto aver imparato l'importanza della semi-intensiva. Ecco, per esempio a livello di pianificazione regionale sicuramente in una previsione futura io avrei più attenzione per la semi-intensiva, che è qualcosa tra la medicina e la terapia intensiva, in un'idea di strategia futura, che poi è un po' quello che hanno fatto in Germania, in cui non sono effettivamente solo i posti di terapia intensiva, ma quando noi ne abbiamo parlato con i colleghi tedeschi all'inizio dell'epidemia è stato possibile fare un piano proprio di semi-intensiva, che sono quella ventilazione non invasiva che dà una reale possibilità al paziente di tornare indietro fondamentalmente. Dopo questa vera e propria raffica di domande non vedo altro. Non la invidio proprio tutti i giorni. Però, guardate, la professoressa, come vi avevo anticipato fuori classe, lavora con i pazienti, quindi oltre ad avere una grande attività di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, poi vede i pazienti vengono curati 400, più o meno 400. Questo è la rappresentazione plastica visiva del risultato del Veneto, cioè sono questi professionisti che hanno fatto la differenza in Veneto e quindi approfitto per ringraziare la prof e tutto il suo team e la squadra, quindi grazie veramente. E dalle domande ho capito che è stato utile presentarvi la professoressa Tacconelli. Grazie. È stato un piacere, buon lavoro a tutti. La professoressa Tacconelli a disposizione dei colleghi per le interviste radio e televisive. C'è un tema che doveva essere presentato oggi, quello delle linee guida dell'RSA. Che è giusto non fare questa Allora io trattengo la professoressa un attimo. No, scusi, no. La prof anche per un fatto di organizzazione si limita alle dichiarazioni che ha fatto. Se avete altre domande vi risponde da qui, ma non fa intervista. Grazie, buon lavoro, grazie. Buon lavoro a tutti, arrivederci. Ecco, allora avete sentito, si è conclusa ora la conferenza stampa del Presidente Zaia con questo lungo intervento della professoressa Tacconelli che ha spiegato e ha tracciato esattamente quello che è il quadro della situazione negli ospedali del Veneto, con particolare riferimento a quelle che sono le cure farmacologiche che vengono appunto attuate all'interno dei nostri ospedali. Tra pochissimo torneremo a collegarci con Marghera, con il collega Filippo Fois che appunto ha seguito la conferenza stampa. Noi ora vediamo insieme un servizio che abbiamo realizzato relativamente alla questione del turismo e degli alberghi. Ne abbiamo parlato diffusamente nella prima parte della nostra trasmissione di quanto strategico sia il settore turistico per la ripresa dell'economia della nostra regione e soprattutto delle grandi aspettative che ci siano da parte di tutto l'intero comparto in vista di questa estate 2020, che sarà sicuramente un'estate diversa rispetto a tutte le estati precedenti, non fosse altro per tutte queste misure straordinarie che si stanno mettendo a punto per rendere sicure, in particolare l'abbiamo visto, le località balneari, le località appunto
appunto di mare e quindi le spiagge. Vediamo intanto negli alberghi come ci si sta proprio praticamente attrezzando per rendere compatibili la vita ed i servizi dell'albergo con le nuove normative anticontagio. Vediamo. Una lettera al Presidente della Repubblica Austriaca van der Bellen per spiegare come Jesolo si stia attrezzando per la stagione balneare al tempo del coronavirus. L'hanno inviata il Presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Alberto Maschio e del Consorzio Imprese Turistiche Jesolo Venice Luigi Pasqualinotto, aprendo così un filo diplomatico con Vienna in vista delle vacanze estive. Van der Bellen aveva apertamente invocato un aiuto per i vicini del sud. Visto che l'Austria è una di quelle che in questo momento sta tenendo i confini chiusi, sta ponendo qualche difficoltà in più, crediamo, siamo convinti che fosse giusto spiegargli meglio qual è la situazione, evitando possibili deviazioni di informazione, ma dicendogli come ci stiamo preparando e come stiamo affrontando questo inizio di stagione. Per Jesolo è l'anno zero. Tra diversi albergatori la previsione è che almeno per questa prima parte della stagione, se va bene, si fatturerà a metà dell'anno scorso. Alcuni hotel potrebbero addirittura rinunciare all'apertura, ma non manca neanche qualche timido segnale positivo. Noi abbiamo aperto l'albergo e questa sera siamo pieni. Abbiamo tutte le stanze occupate e perciò vuol dire che c'è la voglia di mare, c'è la voglia di vacanza. Sfortunatamente abbiamo le regioni ancora chiuse, ma se dovessero aprire io credo che non lavoreremo come il 2019, ma un 50-60% di fatturato lo dovremo fare. L'albergo aperto, anche con margini di guadagno molto inferiori all'anno precedente, rappresenta una boccata d'ossigeno vitale per i tanti lavoratori stagionali che quest'estate rischiano di rimanere senza occupazione. Le prenotazioni di questi giorni confermano peraltro come la crisi si vinca eliminando l'incertezza. Da quando sono arrivati dei protocolli, da quando è stato dato un orizzonte temporale, che è quello che abbiamo sempre chiesto, perché quello che ha fatto più danni in questo periodo è stata l'incertezza. Da quando è stata data una luce in fondo al tunnel che dava una proiezione del poter fare vacanze, di potersi muovere, di potersi spostare dalle regioni, le prenotazioni hanno ripreso un po' di vita. Certo, non ai regimi ai quali eravamo abituati in questo momento, però si è risvegliata un po' di fiducia. Confidiamo che succeda altrettanto nel momento in cui diranno in Austria, anche in Germania, potete viaggiare tranquillamente. Ecco, questo naturalmente sulle quelle che sono le ipotesi dei corridoi turistici. Abbiamo sentito, ne ha accennato anche il governatore Zaia, proprio per quanto riguarda appunto il flusso di tedeschi, in particolare quelli dalla Germania, che sono tra i principali frequentatori delle nostre località turistiche, sia delle spiagge del litorale veneto sia del lago di Garda. E c'è questa novità appunto dell'Austria che ha consentito il passaggio, quando naturalmente verranno riaperte le frontiere, ai turisti tedeschi e svizzeri diretti appunto in Italia. Ha consentito loro di attraversare l'Austria, perché a quanto pare l'Austria non sembra invece molto intenzionata ad aprire le frontiere con l'Italia ai propri concittadini, almeno per il momento. Vedremo quindi successivamente come si evolverà la situazione. Nel frattempo entriamo proprio ora in un albergo per capire come ci si sta attrezzando all'arrivo degli ospiti alla luce di quelle che sono le normative anticontagio. Si parte dalla sanificazione, quindi un'attenzione particolare supplementare rispetto al solito all'aspetto delle camere, dei luoghi comuni, quindi procederemo in maniera ulteriore rispetto a quanto facevamo a pulire le superfici. C'è stata un'attenzione particolare al tema dell'aria condizionata, che fra poco entrerà anche in funzione. C'è il distanziamento nell'area del ristorante, abbiamo rivisto il buffet. Non chiamate le regole diverse, sono precauzioni. Gli albergatori assicurano che lo standard di qualità non verrà meno quest'estate, che gli operatori sono stati adeguatamente formati, che i cambiamenti ci saranno, ma la vacanza non ne risentirà. Quello che diciamo è che noi chiediamo una piccola responsabilità anche ai nostri ospiti. Da parte nostra cercheremo di offrire una vacanza che non sia un ricovero oppure
un trascorrere qualche giorno in una struttura che assomiglia più a un carcere, ma cerchiamo di dare lo stesso standard di servizio, ovviamente con alcune misure che da entrambe le parti devono essere rispettate. Le spa all'interno degli alberghi saranno operative probabilmente a partire dal 15 di giugno. Nel vademecum per la fase 2 sono contenute tutte le modalità per accedere alle sale comuni, comprese le piscine. Per i servizi buffet in molte strutture saranno installati dei pannelli di plexiglass e il servizio sarà assistito. Sono molte le speranze degli albergatori. Secondo Federalberghi, la sola attività ricettiva in Italia vale 20 miliardi di euro all'anno. Il trimestre marzo, aprile, maggio è destinato a chiudersi con l'azzeramento dei ricavi, ma la ripartenza con il solo mercato italiano non basta. Vale circa il 50% delle presenze, ma genera soltanto il 30% dei ricavi. Abbiamo dato per scontato che maggio ormai è perso, giugno sarà un mese difficile. Abbiamo però la prospettiva di lavorare luglio ed agosto con dei numeri che si possano avvicinare a quelli classici. Resta poi il fine stagione che, se il tempo ci aiuterà, nel mese di settembre, magari con il ritorno degli stranieri, potremo concludere in bellezza e salvare da un punto di vista economico e anche lavorativo la stagione. Ecco, questi dunque sono gli auspici degli albergatori che si stanno preparando alla nuova stagione estiva. Oggi è una giornata importante, lo sappiamo, ci sono delle nuove aperture. No, vediamo, allora, vedo nel monitor il collega Filippo Fois che ci chiede la linea da Marghera. Colleghiamoci quindi subito con lui ed il collega Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno nuovamente Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque facciamo un po' un piccolo riassunto, il punto della situazione secondo quanto è stato comunicato oggi qui dalla sede della Protezione Civile regionale del Veneto. Innanzitutto la consueta fotografia che quotidianamente viene scattata sulla situazione in Veneto a partire dai tamponi, dal piano tamponi della regione che prosegue e sta sfiorando quota 600.000. Poi i dati che sono tutti molto positivi a partire proprio dalle persone risultate positive al coronavirus, che sono state solamente 11 nelle ultime 24 ore. Al momento la cifra è di 19.097. In calo il numero dei ricoverati secondo il trend che comunque è confermato in queste settimane. Siamo scesi a 480, sono meno 2 rispetto a ieri. Calano anche le terapie intensive, che sono 39. Di questi pazienti ricoverati in terapia intensiva solamente una decina sono positivi, gli altri si sono negativizzati. I dimessi hanno raggiunto le 3.270 unità e il numero dei decessi è 1.878, di cui 1.355 in ospedale. Gran parte del punto stampa oggi è stato dedicato al report sulla ricerca di terapie da parte della professoressa Tacconelli, ordinaria di malattie infettive all'Università di Verona, una vera e propria autorità nel suo campo, che ha lavorato anche nelle università in Germania e nell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che sta conducendo una serie di studi di ricerche su vari farmaci che potrebbero servire, almeno così si spera, a curare il Covid-19. La dottoressa Tacconelli coordina anche un gruppo di ricerca dell'OMS, un progetto da 6 milioni di euro con 42 ricercatori provenienti da tutto il mondo che si trova a Verona. Dunque terapie sperimentali sono quelle di cui si è parlato oggi. Naturalmente si tratta di un argomento molto tecnico che vi riassumiamo in termini un po' più semplici, perché sono parecchi pazienti in questo momento in Veneto che si stanno sottoponendo al monitoraggio di farmaci sperimentali. Tutto questo può avvenire solamente all'interno di uno studio clinico, per cui non in tutti i centri in cui sono ricoverati gli ammalati di coronavirus. Però ecco, diciamo che tra i vari farmaci che si stanno testando, quello che, senza entrare poi nel merito di tutti i nomi, quello che insomma ci preme di comunicare immediatamente ai nostri telespettatori è che, secondo quanto è stato riferito dalla professoressa Tacconelli, la ricerca è molto più rapida rispetto a quanto si faceva una volta. Se per avere i primi risultati un tempo bisognava aspettare all'incirca 2 anni, questa volta, ha detto la dottoressa Tacconelli, i tempi sono dimezzati, per cui c'è un certo ottimismo anche da questo punto di vista. Abbiamo chiesto anche per quello che riguarda la ricerca della terapia col plasma, che non è una diretta responsabilità della dottoressa Tacconelli, ma che si sta svolgendo in Veneto parallelamente. Naturalmente
tutti i vari filoni di ricerca sono in contatto tra di loro. Ha voluto anche sottolineare diciamo, l'importanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sfatando anche un po' no, questa credenza diffusa che i giovani comunque o gli adulti non si ammalano o comunque se si ammalano non muoiono, che si ammalano e muoiono sono solo gli anziani. Purtroppo i dati sono diversi. I dati non solo sono diversi, ma c'è anche una frase che abbiamo sentito pronunciare spesso nel corso di questi mesi di una persona che è diventata positiva. A volte si sente dire non è morto di coronavirus ma è morto con il coronavirus. Ebbene, questo non è sempre vero. È vero che in alcuni casi ci sono delle patologie pregresse già anche molto gravi, ma è anche vero che è stato ribadito dalla professoressa Tacconelli, si muore di coronavirus, vale a dire pazienti che non hanno altre patologie contraggono questa malattia e questa malattia nei casi più gravi può portare al decesso, per cui insomma questo era un altro mito da sfatare, mito tra virgolette chiaramente da sfatare, cioè il fatto che il coronavirus possa avere un decorso fatale solamente in presenza di altre terapie. Non è vero, il coronavirus è una malattia che può avere un decorso molto grave anche in un paziente che non presentava altri sintomi. Ecco, peraltro Filippo, c'è anche questo dato no, che ha fatto, come dire, un po' stupire molte persone, il fatto che ci siano numerosi pazienti ricoverati per coronavirus anche nelle terapie intensive, quindi dei pazienti con delle forme molto gravi che poi nel corso di queste settimane di ricovero si sono negativizzati, ma che continuano ad essere ricoverati anche e ancora in terapia intensiva. Che cosa significa? Come va interpretato questo dato? Ma questo fa parte degli strascichi della malattia. Una persona può smettere di avere il coronavirus, quindi di essere negativizzato, come dicevi tu, però ancora presentare parecchi sintomi di quella che è una malattia che non colpisce solamente i polmoni. È stato detto anche nel corso di questo punto stampa che veramente i sintomi possono essere disparati e sono veramente molto ampi. Tant'è vero che è stato annunciato anche dalla professoressa Tacconelli come l'osservazione dei pazienti che sono sottoposti alla sperimentazione per trovare nuovi farmaci anti-Covid-19 prosegua anche molto dopo persino la guarigione dal coronavirus. Per perlomeno 30 giorni, all'incirca all'altezza di 30 giorni c'è già un altro ennesimo controllo, perché poi spesso ci sono anche strascichi psicologici, è stato detto, naturalmente si tratta nei casi più gravi di persone che si sono trovate in terapia intensiva, però ecco, si può tornare negativi ma ancora soffrire di quelli che sono i sintomi provocati da questo virus. Bene, grazie Filippo. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, perché sicuramente da casa un'ultima cosa, sai Marta? Prego Filippo. Un'altra cosa che invece è stata detta dal presidente Zaia è per quello che riguarda i mondiali di sci che sono stati spostati al 2022. Zaia si è detto d'accordo con questa scelta per molte ragioni, tra cui anche il fatto che probabilmente c'era il rischio che questi mondiali si svolgessero anche senza pubblico, senza spettatori. La data del 2022 da questo punto di vista offre molte più garanzie, innanzitutto del fatto che i mondiali si possano svolgere secondo le modalità più proprie di questo genere di manifestazioni. Anche la rete infrastrutturale dell'area sarà più attrezzata e fungerà anche poi da volano per i prossimi appuntamenti internazionali che attendono la nostra regione da questo punto di vista. Sicuramente, certo, abbiamo sentito su questo anche nella prima parte della nostra edizione straordinaria il sindaco di Cortina. Ma volevo farti un'ultima domanda, Filippo, relativamente agli anziani. Nel primo collegamento con te ci si era detto molto probabilmente oggi arriveranno queste linee guida per le case di riposo, per tornare quindi a far visita agli anziani. In realtà è stato tutto rinviato. Che succede?
Sì, è stato rinviato anche perché forse voi avevate già preso la linea, ma naturalmente nel momento in cui terminava il punto stampa siamo subito andati a chiedere all'assessore Lanzarini e al presidente Zaia se c'erano novità su questo versante. Ci è stato detto che bisognerà attendere domani, per cui bisogna avere ancora qualche ora di pazienza, ma domani effettivamente ci è stato assicurato che verranno rese note le linee guida per quello che riguarda le case di riposo. Bene, grazie Filippo, grazie a te e a Sandro Ponchio per questo collegamento, buon lavoro. Noi torniamo appunto nuovamente in studio e abbiamo in collegamento ora il presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato. Buongiorno Polegato, buongiorno. Grazie per essere collegato con noi. Con il quale volevamo appunto affrontare varie questioni. Una su tutte è quella della quale appunto sicuramente molti telespettatori che ci stanno guardando da casa si sono accorti, molti ci hanno anche telefonato in redazione per avvisare, ed è quella di un aumento dei prezzi, in modo particolare per quanto riguarda i generi alimentari, soprattutto frutta e verdura. Già all'inizio del lockdown era stato riscontrato un aumento, magari molti speravano che insomma con la ripartenza e quindi maggiori facilità anche nel trasporto delle merci i prezzi ritornassero quelli di prima. In realtà questo non è accaduto. Polegato, che cosa sta succedendo? Ma in effetti questo è un fenomeno che è accaduto quasi dall'inizio e si sta protrarendo nel tempo, ed è a discapito naturalmente del consumatore, anche perché purtroppo se andiamo a guardare quelli che sono i prezzi delle materie prime sono assolutamente più bassi rispetto a un paio di mesi fa, perciò alla fine chi ci rimette oltre al consumatore è anche il settore primario, perciò i produttori. C'è nella filiera purtroppo ci sono state delle speculazioni sia da parte di qualche commerciante, di qualche trasformatore e anche comunque della grande distribuzione. Su questo stiamo monitorando, stiamo cercando di denunciare queste situazioni, perché in primis per riportare a quelle che sono le giuste condizioni di prezzo le materie prime che oggi, come dicevo, non stanno lavorando, certe aziende stanno lavorando sotto costo. E poi anche perché è giusto mettere di fronte a questa realtà chi ne sta approfittando, perciò vogliamo fare un incontro del tutto chiarificatore anche appunto con tutta la filiera per mettere a fuoco questa situazione e cercare appunto che non si verifichi, soprattutto in questa fase qua dove il consumatore ha dato e ha premiato il territorio e in particolare la provincia di Treviso, andando anche a acquistare direttamente nei punti vendita, ma non solo, anche volendo anche conoscere quelli che erano i produttori trevigiani, perché anche le aziende si sono messe a disposizione per fare il famoso delivery. Ma al di là di questo è giusto che comunque la massaia, piuttosto che comunque il consumatore trevigiano non solo vada al supermercato a trovare dei prezzi che siano consoni a quella che comunque la qualità sappiamo sia elevata, ma deve essere anche comunque non frutto di speculazioni che purtroppo in questa fase sono avvenute. Ecco Presidente, ma in questo caso diciamo c'è parecchio malcontento, no? Anche da parte dei produttori, perché alla fine se il consumatore è arrabbiato perché trova la merce più cara da comprare, nello stesso tempo i produttori addirittura guadagnano di meno, prendono di meno di quello che prendevano prima. Il caso emblematico nella provincia di Treviso è quello del coniglio, no? La provincia di Treviso peraltro ai vertici per quanto riguarda questo tipo di allevamento, ed è in corso una situazione veramente molto grave. Che cosa succede in questo senso? Sì, diciamo che le carni bianche, in particolare il coniglio, è fra quelle più colpite in questa fase qui, ma non solo, perché anche il latte da subito ha subito un contraccolpo importante. Sembrava che all'inizio ci fosse un surplus di produzione vista la chiusura del canale Oreca, ma poi c'è stata una correzione del tiro, le produzioni sono andate in altri riferimenti e alla fine il prodotto è stato assorbito, ma con cali di valore della materia prima anche del 20-25%, che è assolutamente inaccettabile. Si sta lavorando sotto costo.
L'esempio, come diceva lei, appunto le carni bianche di coniglio che sono partite prima della crisi a 1,80 €, oggi stanno vendendo a neanche 1,20 €, perciò ben al di là di quelli che sono i costi di sopravvivenza. Anche qui ci siamo mossi per cercare di sensibilizzare e cercare di coinvolgere soprattutto quei pochi produttori che più che produttori trasformatori e venditori che ci sono in Italia, che vanno alla grande distribuzione, che in maniera ingiustificata ne hanno approfittato di questa situazione, mettendo in grossa difficoltà le aziende trevigiane in particolar modo, che hanno più del 10% della produzione nazionale, perciò siamo i leader assolutamente di mercato. Però siamo vittime appunto di questo sistema dove in pochi decidono il prezzo e in tanti devono subirlo, andando appunto a soffrire e far soffrire le proprie aziende. Ripeto, oltre a comunicarlo in più situazioni, stiamo anche cercando, faremo un incontro a breve appunto con questi player nazionali per cercare di trovare un'intesa e far sì che si ritorni a prezzi assolutamente che siano proporzionati a quello che sono almeno i costi di sostentamento delle aziende che, ripeto, oggi come il settore latte, come il settore carni bianche di vitelli, come anche il pollame, oggi è in grossissime difficoltà. Ecco, sto vedendo proprio un'indagine su base nazionale che è stata condotta dalla Coldiretti che per la fase 2 dice addirittura addio ad un frutto su 3 con il crollo del raccolto di frutta estiva nel nostro paese, dalle albicocche alle ciliegie alle pesche, cosa che è destinata ovviamente ad avere un effetto sui prezzi al consumo. Un'analisi che è stata fatta dalla Coldiretti e che quindi ha delle ripercussioni anche per quanto riguarda naturalmente il nostro territorio Polegato. Beh, questo è un grido d'allarme che da un po' abbiamo fatto presente, perché purtroppo mancano i lavoratori, manca la manodopera, vengono a mancare tutti quei operatori stranieri, in particolare rumeni o comunque di paesi dell'est, polacchi, Albania, che venivano stagionalmente qui a fare i lavori di raccolta della primavera-estate, che purtroppo con i corridoi che sono chiusi non possono rientrare. E questo ci mette in grosse difficoltà, perché solo la provincia di Treviso ha un fabbisogno da qui alla vendemmia di 5.000 lavoratori che non ci sono. Noi stiamo cercando di sopperire con una lista abbastanza numerosa di italiani che si sono messi a disposizione perché o hanno perso lavoro o sono in cassa integrazione, oppure quelli del mondo del turismo che attualmente non stanno lavorando, e li abbiamo messi a disposizione delle aziende cercando appunto di in parte sopperire. Abbiamo circa 500-600 nominativi. Ma il problema è che se non ci mettono nelle condizioni di avere in primis i lavoratori aprendo questi corridoi e poi avere i voucher, che sono uno strumento assolutamente necessario in questa fase qua, rischiamo veramente di andare incontro a una debacle, perché non andare a raccogliere il frutto di lavoro di mesi e mesi delle nostre aziende vuol dire assolutamente andare contro una crisi spaventosa. Solo per non avere la manodopera a disposizione, che stiamo in tutte le maniere cercando soprattutto col Ministero, che ci dia l'opportunità, ripeto, di avere quei lavoratori che ormai sono anche specializzati, perché i rumeni che vengono in Italia vengono ormai da più di 10-15 anni e sanno che cosa devono fare, perché non è così scontato poi saper lavorare in agricoltura o in campagna. Perciò abbiamo bisogno di persone anche specializzate. Ci sono dei lavori che si possono fare anche da avventizi, però è chiaro che l'esperienza è sicuramente importante, ma quello che è un altro tassello fondamentale che è nato per l'agricoltura, che ci è stato tolto un paio di anni fa, sono i voucher, che sono uno strumento flessibile assolutamente utile sia per il lavoratore che anche per i datori di lavoro, per semplificare il tutto e rendere meno burocratica l'assunzione e meno costosa anche chiaramente, con dei costi certi. L'abbiamo chiesto ancora in tempi non sospetti, lo stiamo dicendo adesso che chiaramente è una fase calda della raccolta. Speriamo che questa a presto venga presa una decisione positiva, perché altrimenti andiamo incontro, ripeto, all'impossibilità di fare raccolto. Questo è il problema vero, e pensiamo anche che alla vendemmia, che poi non è così lontana, fra qualche mese saremo in piena raccolta, con il rischio di non avere la manodopera sufficiente per
per fare la vendemmia, appunto. Certo, prima della vendemmia poi naturalmente c'è tutta la frutta estiva naturalmente che Certo. A partire dalla raccolta adesso in questi giorni delle ciliegie sappiamo che anche nel nostro territorio c'è una produzione importante di ciliegie, ma Polegato, da parte della manodopera locale, della manodopera italiana, c'è un interesse a venire a lavorare in agricoltura? Voi avevate fatto anche aperto una sorta di bando, no? Per poter aprire a nuove collaborazioni, visto che appunto non c'è questa possibilità di avere la manodopera straniera come avveniva in passato. Ma abbiamo raccolto nominativi solo come Coldiretti Veneto di oltre 3.000 persone, ripeto, italiani, giovani, studenti, pensionati, cassi integrati, che comunque si metteranno e si mettono, già più di qualcuno è stato anche assunto nelle aziende a disposizione, però chiaramente il numero non è sufficiente in primis e poi mancano anche gli strumenti, perché l'assunzione è gravosa per le piccole aziende che devono affrontare appunto questi lavori stagionali, perciò manca su più fronti questo fabbisogno che abbiamo, che è quello appunto della raccolta. E comunque ben vengano i nominativi italiani, perché intanto è un modo anche per andare incontro a una situazione di crisi e difficoltà non solo del territorio, ma appunto abbiamo visto un interesse importante da parte degli italiani, dei trevigiani in particolare, che vogliono venire a lavorare in agricoltura. Ma questo segnale qui c'era raggiunto ancora prima dell'emergenza Covid, perché comunque c'è un certo interesse negli ultimi anni di voler ritornare, se vogliamo, un po' a lavorare in agricoltura, perché ci sono grandi opportunità, ci sono anche tanti giovani che si sono messi in discussione in questi anni, che stanno iniziando l'attività che può essere nell'ortofrutta piuttosto nel retiro caseario, comunque opportunità interessanti che magari l'industria non ha dato, e perciò io credo che sia, al di là di questa situazione contingente, sia comunque un'opportunità per i trevigiani di pensare appunto a venire nel nostro settore, che è un settore che ha grandi potenzialità anche future. Ecco, Polegato, tornando al discorso iniziale delle speculazioni e di questa difficoltà, insomma, di trovare sul mercato merce locale con il conseguente aumento dei prezzi di cui abbiamo parlato, non c'è il rischio che i nostri mercati e supermercati siano invasi di prodotti che arrivano dall'estero? Quindi ci troviamo ad avere a che fare con una ulteriore concorrenza di questo tipo? Ma è proprio notizia di questa mattina che finalmente dovrebbe passare la legge dove viene assolutamente menzionato la zona di produzione di qualsiasi prodotto che viene esposto sul mercato, che sia ortofrutta piuttosto che la carne, i formaggi, i salumi. E questo è un passo fondamentale per far capire al consumatore anche chi lo produce e da dove si produce quel particolare prodotto. Su questo aspetto qua credo che ci sia molta sensibilità, perché in questa fase qua i trevigiani si sono accorti di quale sia la qualità del prodotto che produciamo qui sul territorio. Il fatto di aver comprato direttamente dai produttori, da tante aziende di campagna amica che abbiamo come Coldiretti Treviso, ha fatto capire, intanto si è conosciuto chi realmente sono i produttori trevigiani e si è avuto un rapporto diretto, ma in più naturalmente anche è intrinseca anche la qualità, che è indubbia rispetto a quella che si produce fuori dal nostro territorio. Perciò mi auguro che su questo aspetto qua si sia ancora più consapevoli del fatto che bisogna consumare trevigiano, veneto, italiano. È chiaro comunque che nella grande distribuzione c'è anche l'alternativa del prodotto, sicuramente non a quel livello qualitativo, ma con provenienze anche straniere. Però se quel prodotto c'è un'etichetta che parla chiaro, trasparente, che dice dove è stato prodotto, quando è stato prodotto e da chi, e eventualmente chi sono i trasformatori, allora io credo che anche il consumatore sia giustamente informato e sia anche più attento su quelli che saranno gli acquisti. Perché ripeto, in questo momento storico
credo che aver consumato prodotto e mangiato prodotto trevigiano abbia fatto la differenza. Ecco, velocemente collegato un focus sul settore vitivinicolo. C'è stato molto invenduto in questo periodo a causa del lockdown, quindi alla diminuzione notevole delle esportazioni e alla chiusura di bar e ristoranti. Come si cerca di fronteggiare questa situazione? Purtroppo lì si sono persi più di 2 mesi di fatturato e quelli sono irrecuperabili, perché con la chiusura del canale Horeca e comunque anche all'estero di tutti quei locali che venivano serviti dagli importatori tradizionali, purtroppo la perdita c'è stata. È anche vero che dall'apertura della settimana scorsa qualche segnale positivo e qualche spiraglio di luce finalmente si riesce a vedere, perché comunque si sono visti insomma in questi giorni i consumatori che si sono riapprocciati alla socialità, a frequentare i locali, i bar e i ristoranti, perciò piano piano si tornerà a una pseudo-normalità. È chiaro comunque ci vorrà del tempo con tutte le attenzioni del caso, ma il produttore ha fatto di tutto nel momento della chiusura per andare anche lì incontro ai consumatori, facendo delle consegne direttamente a domicilio. Ecco, ma di tutto questo invenduto, penso soprattutto a quei vini che non migliorano insomma con l'invecchiamento. Che cosa si farà? Ho letto in questi ultimi giorni anche delle ipotesi piuttosto singolari e fantasiose, insomma. Sì, no, su quelle non vorrei neanche commentarli, onestamente, però diciamo che lì adesso la gestione è in mano ai consorzi tutela per quanto riguarda la DOC, il Prosecco DOC e il Prosecco DOCG, i quali stanno valutando quali potranno essere, diciamo, gli strumenti adatti per cercare di contenere quella che sarà raccolto nel 2020, perché chiaramente se ci troviamo in vendemmia con una parte di vino invenduto avremo 2 problemi: spazio nelle cantine, serbatoi ancora pieni e comunque un prodotto che deve essere venduto, perciò ci saranno delle riduzioni nei disciplinari di produzione, mettendo a stoccaggio del prodotto che nel caso dovesse servire nel 2021 verrà sbloccato, e comunque anche la commercializzazione delle vendemmie 2020 dal 1 gennaio 2021 darà ossigeno in modo che tutta la stagione natalizia venga fatta con l'annata 2019 e dal 1 gennaio con l'annata 2020. Perciò anche lì sono strumenti assolutamente necessari per cercare di in parte contenere la produzione nuova e dare possibilità di sfogo invece a quella vecchia, in modo che non si arrivi troppo carichi e si abbia tutto il tempo di iniziare l'utilizzo delle vendemmie 2020 dall'anno prossimo. Grazie mille a Giorgio Polegato per questo collegamento e per questi importanti chiarimenti che ci ha dato sulla situazione del settore primario. Polegato, presidente della Coldiretti di Treviso. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento con Ring di questa sera a partire dalle 21:15, l'approfondimento del lunedì condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Protagonista questa sera nella prima parte dalle 21:15 sarà il governatore del Veneto Luca Zaia, si aggiungerà poi il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, altro focus poi con Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roger Demenec, deputato del Partito Democratico, e Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle. Ospite in studio sarà anche il sindaco via Skype, naturalmente come sempre in questi tempi di doveroso distanziamento sociale. Dicevo, sarà ospite anche Mario Conte, sindaco di Treviso, e poi Arturo Lorenzoni, candidato alla carica di presidente della Regione Veneto per l'area democratica. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi, parleremo nell'ultima parte della nostra diretta di scuola.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, ultima parte della diretta che abbiamo voluto dedicare alla scuola. Ci aiuteranno per chiarire tanti aspetti di questo mondo così vario e complesso e soprattutto così fortemente interessato da quelle che sono state le conseguenze dell'epidemia di coronavirus, appunto la scuola. In studio collegati via Skype avremo i contributi di Teresa Merotto, segretario generale della CISL Scuola di Belluno Treviso, e Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della rete degli studenti medi del Veneto. Buongiorno, grazie per essere collegati con noi. Allora, intanto cominciamo subito da una notizia che è stata battuta proprio poco fa dalle agenzie, perché è stato trovato nella notte l'accordo sulla scuola per quanto riguarda il famoso concorso dei precari. L'intesa quindi è stata trovata dopo un vertice notturno che è stato convocato dal Premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il concorso per i precari quindi ci sarà, ma dopo l'estate, e non sarà più con le famose e famigerate, diciamo, e contestate crocette, ma con una prova scritta. Quindi resta questa prova selettiva per l'assunzione di 32.000 insegnanti, ha chiarito una nota di Palazzo Chigi, sottolineando che la soluzione permetterà di combattere il precariato garantendo la meritocrazia. Soddisfazione è stata espressa anche dalla ministra dell'istruzione Azzolina. Vogliamo ridurre il precariato, ha detto, attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito, così la ministra dell'istruzione. Comincerei quindi subito con Teresa Merotto per commentare questa notizia. È attesa da tempo, no? Ed è stata anche al centro del dibattito di questi ultimi giorni, la regolarizzazione dei precari in vista del prossimo anno scolastico. Certo, allora questa intesa, diciamo, è stata raggiunta fra il Ministro e il Governo e il Parlamento. Non è, diciamo, quello che era stato chiesto da parte sindacale, tenendo conto del fatto che noi, visto che siamo anche in emergenza coronavirus, siamo molto preoccupati di come riprenderà la scuola a settembre. Una delle condizioni che avevamo messo come imprescindibili era quella di avere il personale docente e ATA in classe, diciamo a scuola, fin dal 1° di settembre. Per questo avevamo chiesto una procedura, diciamo, più leggera di immissione in ruolo di queste persone che hanno 3 anni di servizio alle spalle, per poter garantire che queste persone fossero a scuola esattamente quando la scuola riprendeva. Allora adesso questa procedura che trasforma, diciamo, la prova a quiz in una prova scritta, non entro nel merito della differenza fra le due prove, perché avevamo contestato anche noi la prova a quiz, però non permetterà assolutamente che queste persone siano in classe con l'inizio della scuola. E quindi viene a cadere una delle cose per noi importantissime, cioè avere personale stabile fin dal primo giorno di scuola per poter mettere in atto le misure di sicurezza che sono necessarie appunto per far ripartire la scuola da settembre. Quindi non proprio massima soddisfazione, insomma, da parte dei sindacati. Io ora passerei a sentire la parte degli studenti. Invece Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della rete degli studenti medi, prima di parlare di quello che sarà il prossimo anno scolastico vorrei però aprire una parentesi su quello che è attualmente l'anno scolastico, perché sono 3 mesi di lezioni online, gli esami di maturità che si stanno avvicinando. Voi studenti come avete vissuto e come state vivendo questa situazione? Ma allora, la situazione è stata da subito evidentemente emergenziale e avrebbe dovuto essere gestita come tale, quindi per una situazione straordinaria servono misure straordinarie. E purtroppo ha prevalso la confusione tendenzialmente. Le misure, per esempio,
relative all'esame di Stato con chiarezza sono arrivate solo nell'ultimo periodo, quindi con moltissimo ritardo. Per non parlare poi della didattica a distanza, che la Ministra definisce una vittoria, ma che di fatto resta in questo momento sicuramente un'opportunità, ma con dei grandissimi ostacoli legati anche banalmente al fatto che da Roma non sia mai arrivato neanche un tentativo di dare uniformità all'esperienza, creando così classi in cui magari si possono utilizzare piattaforme diverse nelle diverse ore, non andando a definire insomma modalità precise. Se pensiamo anche poi che non si è definito nulla sull'orario, la giravolta anche della Ministra poi sulla bocciatura nel corso di pochi giorni, insomma sono tutti elementi che hanno accresciuto la confusione in un momento in cui evidentemente di grande complicazione, ma in cui agli studenti e alle famiglie sarebbe servita soprattutto chiarezza. Ecco, Teresa Merotto, dal fronte degli insegnanti invece come sono stati vissuti questi mesi? Sappiamo insomma che la didattica a distanza ha prodotto risultati insomma molto diversi a seconda degli istituti, a seconda dell'avanzamento insomma di innovazione tecnologica a disposizione sia dei docenti che degli insegnanti, quindi ci sono state anche veramente notevoli disparità tra una scuola e l'altra, tra un istituto e l'altro. Certo, allora diciamo che la cosa a bilancio di questi mesi, la cosa che possiamo dire è che tutti si sono impegnati per garantire appunto in qualche modo un servizio di istruzione ai ragazzi e ai bambini. Certo, questo ha creato notevoli problemi sia dal punto di vista della disponibilità dei tablet e dei computer, sia per quel che riguarda la connessione. Teniamo conto che ci sono appunto famiglie dove la connessione non arriva, e ci sono tra l'altro problemi anche all'interno delle famiglie per diciamo organizzazione familiare, oppure per mancanza proprio di possibilità di gestire questa didattica insieme coi ragazzi. Quindi questo ha diciamo in qualche modo anche accentuato quelle che erano le problematiche precedenti, cioè i ragazzi e i bambini che già avevano un determinato diciamo background e determinate competenze hanno reagito diversamente a questa modalità di didattica e con le conseguenze del caso. Gli insegnanti diciamo che hanno fatto buon viso a cattivo gioco in un momento in cui c'era appunto questa pandemia, questa emergenza totale. La scuola ha risposto facendo esattamente la sua parte, cioè cercando il più possibile di venire incontro alle esigenze di tutti. Le difficoltà più grosse naturalmente sono state con i bambini più piccoli. Ecco, io mi ricordo maestre che mi hanno chiamato dicendomi: ma come facciamo noi a far lezione con questi bambini senza averli vicini? Ecco, e senza poter mettere in atto con loro tutte quelle, diciamo, metodologie didattiche che possono essere fatte solo in presenza. Allora, diciamo che si è tamponato, e bene, nei limiti di quello che era possibile fare, un periodo. Ecco. La didattica a distanza non può essere sostitutiva della didattica in presenza, ecco, questo lo diciamo, può essere solo stata un momento, diciamo, di supplenza, potrà essere in futuro qualcosa di integrativo, ma non potrà assolutamente sostituire la didattica, quella fatta, insomma, in classe. I docenti quindi hanno veramente messo un sacco di impegno, ecco, un aggravio di lavoro notevole, uno perché non tutte le scuole avevano diciamo questa formazione per utilizzare queste tecnologie. Ecco, probabilmente, Merotto, la interrompo anche, non tutti gli insegnanti avevano la stessa preparazione con queste nuove tecnologie, quindi sicuramente ci saranno state numerose difficoltà anche in questo senso e disparità da una scuola all'altra, da una classe all'altra.
Certo, perché poi vediamo che appunto le scuole che erano partite col piano nazionale scuola digitale già in passato, chiaramente avevano le basi per poter ripartire. Altre scuole diciamo che hanno fatto passi da gigante, perché oltre che essersi dotati di queste piattaforme, gli insegnanti hanno contemporaneamente imparato ad usarli e anche erogato il servizio delle video lezioni. Ecco, questo è stato veramente meritorio. È stato, diciamo, un atto di resistenza. Ecco, però adesso quel che diciamo noi e quello che ci dicono gli insegnanti e anche le famiglie, il messaggio da parte di tutti è dobbiamo ritornare a scuola. Ecco, noi chiediamo e crediamo che sia giusto mettere la scuola nelle condizioni a settembre di ripartire. Ecco, i ragazzi, andiamo ai ragazzi, ora andiamo agli studenti. Biancuzzi, ci sono state anche diverse manifestazioni in questi ultimi giorni degli studenti che chiedono di tornare in classe, chiedono che la didattica torni in presenza e nelle scuole. Sì, il grande problema, forse in questo momento la grande questione da affrontare è la ripresa dell'anno scolastico e anche su questo in realtà mi sembra che ci sia più confusione che sicurezze. È chiaro che nessuno ha la palla di cristallo per prevedere cosa succederà quest'estate, in che condizioni saremo a settembre, eccetera. Però forse è proprio questo il punto, proprio perché siamo in una situazione di emergenza dove le cose possono cambiare da un momento all'altro, è bene avere un piano definito di quello che si va a fare. È chiaro che la didattica in presenza, sebbene presenti tutta una serie di problematiche, insomma, nell'essere totalmente frontale, nell'essere probabilmente un modello vecchio e da superare per certi aspetti, non può essere sostituita dalla didattica a distanza, che ha comunque le sue potenzialità, è comunque uno strumento che può essere utilizzato e implementato partendo dalla formazione sia dei docenti che anche in realtà dei ragazzi all'utilizzo delle nuove tecnologie, che poi tanto nuove ormai non sono più. Per cui sì, il tema da porsi in questo momento è come ripartire in sicurezza e in presenza, e sapendo bene però che le nostre classi sono tendenzialmente piccole e sovraffollate, e il rischio che si trasformino da classi pollaio a classi focolaio c'è, per cui serve un ragionamento strutturale che vada a investire non soltanto la necessità di ritornare ad avere nella scuola un punto di aggregazione e uno spazio fisico, insomma, da riempire, ma anche come poterlo fare in sicurezza, ma anche appunto che investa per esempio il tema dell'edilizia scolastica, che in questo momento soffre di un sottofinanziamento su livello nazionale che è totale. Certo, sicuramente. Allora, rimanete con noi, collegati, noi ci fermiamo per pochissimo, abbiamo una pausa pubblicitaria e riprendiamo subito dopo. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, ultima parte dedicata appunto alla scuola, con Teresa Merotto, segretario della CISL Scuola Treviso Belluno, e Tommaso Biancuzzi, coordinatore regionale della rete degli studenti medi del Veneto. Allora, abbiamo concluso prima della pubblicità parlando di quelle che potrebbero essere le condizioni circa la riapertura a settembre. Proprio di questi giorni le linee guida del comitato scientifico, che sembra dovranno poi naturalmente essere validate e decise, ma prevedano insomma una distanza di almeno di 2 metri tra i banchi, mascherine sia per i ragazzi, per gli studenti che per gli insegnanti, una probabile suddivisione della classe in più gruppi laddove non ci siano le condizioni di spazio, insomma, per ospitare tutti gli alunni nella stessa classe. Come lo vede lei, Merotto, questo anno scolastico futuro con queste situazioni, se queste insomma misure verranno confermate? Allora, noi diciamo che bisogna partire assolutamente adesso, ed è già tardi, per mettere in atto
tutte le misure, sia organizzative, amministrative, eccetera, tutti i protocolli di sicurezza che devono essere fatti per garantire il ritorno a scuola in sicurezza di tutti. Allora, il protocollo che è stato fatto in questi giorni, tra l'altro anche diciamo che è stato anche recepito da un'intesa a livello sindacale, è il protocollo per gli esami di Stato. Ecco, questo diciamo che è gli esami di Stato in presenza, quelli per le classi quinte delle superiori, diventa praticamente una specie di prova di come si dovrà rientrare a scuola a settembre, con la piccola differenza che stiamo parlando di classi quinte delle superiori, per cui ragazzi grandi, che sono tra l'altro in numero limitato. A settembre invece vorremmo che rientrassero a scuola tutti i ragazzi, a partire appunto dai bambini piccoli dell'infanzia sino a quelli della primaria e le medie. Per fare questo noi stiamo chiedendo appunto che si lavori già adesso in termini di spazi, perché come diceva prima lo studente, noi abbiamo una situazione di classi affollate, di aule piccole, per cui chiediamo che vengano individuati spazi nuovi anche per garantire appunto lo sdoppiamento delle classi, perché l'altro fattore che noi abbiamo è quella di una densità all'interno delle aule che è molto alta, perché per esempio partendo dall'infanzia abbiamo un rapporto di 1 a 21, 1 a 22, cioè c'è un insegnante ogni 22-23 alunni. Ecco, si parla tanto della Francia che rientra, della Danimarca che è rientrata in questi giorni. Se noi andiamo a verificare qual è il parametro rapporto alunni-classi, capiamo perché loro sono riusciti a farlo adesso. Allora noi diciamo, per farlo a settembre dobbiamo trovare nuovi spazi, e non solo, perché se queste classi, diciamo affollate, le dobbiamo far diventare dei piccoli gruppi di studenti, perché se no abbiamo il rischio assembramento, allora anche qua si capisce che abbiamo bisogno di aumentare il numero dei docenti a disposizione. Ecco, chiediamo noi, l'abbiamo già chiesto al Ministero, che ci sia un intervento straordinario per una situazione straordinaria, per cui un organico potenziato per garantire la sicurezza, per garantire appunto questi distanziamenti, non solo per quel che riguarda i docenti, ma anche per quel che riguarda il personale ATA, che sarà quello che dovrà pulire, disinfettare, sanificare le classi, perché anche, ovviamente certo, le disposizioni igieniche dovranno necessariamente essere potenziate rispetto al passato. Oltre che garantire gli accessi contingentati, monitorare rispetto al discorso del distanziamento dei ragazzi, perché lo vediamo già in questi giorni, insomma i ragazzi fanno fatica perché spontaneamente sono abituati a stare vicini, a parlarsi, a gesticolare, a toccarsi, insomma ecco, tutte queste misure che devono essere assolutamente messe in atto sulla scia di quello che è stato deciso per gli esami di Stato, naturalmente vanno predisposte per settembre. E non sarà sicuramente un'impresa facile, Tommaso Biancuzzi. Per quello che noi pensiamo che sia tardi. Come rete degli studenti, voi come vedete proprio un flash, stiamo per chiudere questo nuovo anno scolastico 2020-2021? Ma l'assenza di strutture adeguate, cioè con le strutture attuali è difficile pensare di poter recepire appieno il parere degli scienziati, insomma è insindacabile, però mi sembra complicato, insomma. È la dimostrazione che un decennio di tagli alla scuola hanno fatto bene e non è neanche possibile immaginare di creare classi a 2 velocità, per cui sicuramente un ruolo dovranno avercelo gli strumenti che stiamo e dobbiamo continuare a imparare ad utilizzare, quindi quelli della didattica a distanza. La verità è che forse è arrivato il momento anche oltre che di investire in scuola, che spero sia un messaggio che è arrivato a tutti, e forse è anche il caso di riprendere a ridiscutere cose che sono diventate dogmi, per esempio, non lo so, l'orario scolastico, la ripartizione appunto dell'orario, i programmi,
tutta una serie di questioni che se non ora quando dovremmo affrontare, se non durante una pandemia globale. Certo, sicuramente quindi è un enorme mole di aspetti, quelli che dovranno essere rivisti e rivisitati, insomma, in vista del prossimo anno scolastico, perché è evidente, insomma, che la scuola, così come eravamo abituati a vederla e a viverla, non sarà più possibile, almeno, insomma, in tempi brevi. Grazie mille allora a Teresa Merotto e a Tommaso Biancuzzi per essere stati qui con noi. Noi concludiamo questa grazie a voi. Grazie, saluti, concludiamo questa parte dell'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Vi ricordo in prima serata l'appuntamento dalle 21:15 con Ring, ci sarà collegato via Skype con Ferdinando Avarino, nella prima parte il presidente della regione Veneto Luca Zaia, poi ospiti Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, Roger Demenec, onorevole del Partito Democratico, Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle, poi il sindaco di Treviso Mario Conte e Arturo Lorenzoni, candidato governatore del Veneto per l'area democratica. È tutto dunque per questa prima parte dell'edizione straordinaria dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon pomeriggio.